buongiorno. Questa mattina partiremo veramente con delle persone a me molto care, perché sono molto sensibili, indipendentemente che poi facciano parte di un partito. Sapete che Mirella guarda alla testa, la sensibilità, come hanno seminato, come si approcciano con le fragilità. Allora presento soprattutto una donna a me molto cara, che è la dottoressa Maria Luana Calabrese. Grazie dottoressa, che si occupa di strutture psichiatriche a Valdobbiadene. Buongiorno, anche se so che lei non vuole essere chiamata dottoressa, non sono dottoressa, ma per me lei è la dottoressa numero uno, anche perché abbiamo visto le lauree quando è facile trovarle, basta uno pagare e trova la laurea. E che lauree che in giro, perciò la chiamerò dottoressa, e assieme a Nicola Fantuzzi, che è sindaco del comune di San Polo di Piave, centrodestra Fratelli d'Italia. Buongiorno, buongiorno Mirella. Anche a lei sindaco, e saluto anche dottor Ferdinando Schiavo, neurologo. Grazie anche a lei dottor Schiavo di essere qui con noi, mi fa molto piacere averla ospite, perché è un momento molto difficile per le fragilità. Questi familiari sfortunatamente che hanno questi problemi non sanno a chi rivolgersi, ci sono poche strutture, liste d'attesa infinite, e con questi problemi veramente seri non si sa dove andare a parare. È veramente un momento, guardate, ve lo dice la Mirella che è sul pezzo, perciò se ve lo dico io, state tranquilli che è così, perché io sento i genitori e veramente non è facile, è un momento difficilissimo. Le visite private costano un botto, lo sapete come funziona. Questi non hanno neppure i soldi per fare questo, e soprattutto con questi ragazzi che, se non seguono terapie giuste, possono diventare anche violenti, aggressivi, genitori anziani che non sanno come difendersi, cosa fare. Allora io mi domando, ecco, anche una politica, adesso una nuova fase di politica, mi sembra, prima c'era il centro-sinistra e diceva che erano troppo buoni, adesso però anche il centrodestra fa fatica, perché all'opposizione criticare è facile, quando governi è tutta un'altra cosa. Penso che anche il sindaco Fantuzzi sia d'accordo su quello che ho detto. Allora inizierei proprio dalla dottoressa Calabrese. Cosa vorrebbe dire, dottoressa? Io so che lei sta lanciando dei messaggi, sta facendo anche degli incontri molto importanti, andate nelle piazze, cercate di fare rumore, di farvi sentire. Com'è la situazione dal suo importante osservatorio, dottoressa Calabrese? Allora, come ha detto lei, la situazione è a dir poco tragica, nel senso che i dottori, gli operatori della salute mentale non ce la possono più fare all'interno dei servizi, per mancanza di personale, per mancanza di attenzione a questa materia, per scarsa volontà di voler cambiare le cose. Insomma, ci sono molte cause e le persone con disagio sono abbastanza lasciate a se stesse. I colloqui sono radi, e invece si sa che in questo campo è importante la relazione, è importante l'impegno degli operatori, dei dottori, dei medici, ma anche degli psicologi, ma anche delle persone comuni, della società tutta, a dialogare, ad affrontare questa situazione con l'accoglienza della persona. Insomma, ci sono parecchi problemi, però potrebbero essere risolti se ci fosse un impegno sociale a voler cambiare le cose, e purtroppo non lo vedo. Allora a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo ai tecnici della situazione. Allora le famiglie sono abbastanza unite, ma anche disperate, nel senso che non riescono a trovare soluzioni, e si trovano servizi messi in questo modo. I problemi dei servizi, cioè la scarsità di personale, eccetera, si risolve in un uso eccessivo delle strutture. Cioè si dice, il malato, non so, più di tanto non si riesce a fare, lo inserisco in una comunità. E allora dalla comunità terapeutica, dopo 5 anni o
o anche più, passa ad una di base, poi ad un'altra struttura estensiva e insomma la persona rischia di passare tutta la sua vita da una struttura all'altra, fino ad arrivare alla famosa residenza sociosanitaria psichiatrica, dalle associazioni e da tutti ormai chiamate manicomietti, che prevede proprio la permanenza dai 45 anni o dopo i 45 anni, quando la persona viene inserita, fino ai 65, in modo da andare poi in casa di riposo. Ecco, questa non è riabilitazione, non è ripresa della persona, ma è la instaurazione del manicomio. Ecco, questo dobbiamo dirlo forte. Ora noi, almeno io personalmente, mi batto per tutti i problemi che ci sono, una cura adeguata, il dialogo aperto, abbiamo tante cose, ma quest'anno mi voglio proprio impegnare sulla chiusura di questi manicomietti, che sarebbe l'ultima struttura, l'RSSP, proprio deputata ad accogliere queste persone per circa 20 anni per poi andare in casa di riposo. Ecco, questo è umanamente da aborrire, ecco. E questo sarà il mio impegno, ma non solo mio, ma dell'associazione e di altre associazioni che per fortuna ci danno una mano. Ecco, allora, dottoressa Calabrese, la ringrazio per quello che ha detto. Siamo una squadra che sta cercando proprio di trovare una struttura per l'ascolto dove anche le famiglie possono rivolgersi con professionisti naturalmente. Poi le manderò tutto in maniera che se anche lei vorrà partecipare. Abbiamo trovato una location meravigliosa dove veramente queste persone possono rivolgersi. Siamo più di 90 associazioni, siamo riusciti a crescere, dottoressa, unendoci le forze, vedere chi sa fare cosa, chi può aiutare chi, perché non è possibile che tutti facciamo tutto e poi ci ritroviamo nella situazione che ha detto lei come non ci fossimo, perché hanno fatto un grande caglierone delle associazioni del mondo della solidarietà. Ecco, noi cambiamo continuamente nome, più burocrazia e invece i problemi diventano sempre più grandi per noi. Stanno cercando di azzerare quel volontariato vero, serio, quello che era in prima linea dalla mattina alla sera, che non riesce a stare a galla proprio per l'impegno che ci vuole, per la burocrazia e i soldi. Ormai per fare i volontari devi pagare, devi iscriverti, devi fare delle cose che non servono a niente poi alla fine. Io vorrei vedere chi va a leggere tutte quelle carte che ci veramente impegnano quotidianamente. Vi ho raccontato mercoledì scorso 4 volontari che mandavano via nomi, cognomi delle persone che vengono a prendere la borsa, l'età, i chili, i volumi. Ma stiamo scherzando? Ma qui bisogna gridare forte, basta. Qui ho anche un rappresentante di un partito importante, basta, ma si va a controllare chi è già controllato, siamo tutti iscritti in regione, facciamo la rendicontazione del 5 per 1000, che ringrazio questa grande famiglia, spero che anche quest'anno mi aiutate, perché la povertà sta aumentando nel silenzio totale che si sente invece da più parti. Guardate che è una cosa, poi vedrete anche certe immagini, capite che bisogna anche avere il coraggio di dirlo. Io ho il coraggio di dirlo perché è dal 2010 che ho questo banco solidale e sta aumentando sempre di più il numero delle famiglie per bene che vengono al banco, e sono cresciuti i banchi alimentari. Chiedete ai sindaci, ognuno al banco, anche secondo me è anche sbagliato qua, perché invece di dividere tutti quei prodotti che diamo, che non risolviamo il problema, dovrebbero essere i banchi quelli veramente autorizzati, quelli che ad avere il materiale e distribuirlo nel territorio, perché come i soldi, 100 milioni dopo divisi per tutto viene fuori che prendo 10 euro, capite come funziona? Cosa dice Sindaco in base a quello che ha sentito? Poi vediamo se anche il dottor Schiavo è collegato. Allora, intanto saluto gli ospiti e devo dire che la riflessione fatta dalla dottoressa Calabrese
un'interessantissima riflessione. Io da giovane amministratore sto entrando sempre di più anche in queste dinamiche, e quello che posso dire è che c'è proprio bisogno di una ristrutturazione di quello che è il sistema sociale, proprio perché ci portiamo dietro un modello, un sistema vecchio sia da un punto di vista di com'è la società oggi rispetto a quella che era la società 20-30 anni fa, e anche perché le problematiche oggi sono diverse e bisogna ripensarlo appunto in una versione tra virgolette inclusiva e non in un parcheggio. Cioè, non è una questione che un disabile, un malato con problemi mentali bisogna parcheggiarlo da qualche parte per evitare problemi. No, è una persona che va accolta e va inserita in un sistema che deve riuscire ad accogliere, deve riuscire a renderlo il più possibile autonomo nelle sue possibilità. Secondo me stiamo un po' rincorrendo una situazione non chiara, ecco. Vedo questo anche all'interno delle riunioni che facciamo nei tavoli dell'ULSS, piuttosto che anche tra amministratori eccetera. Vedo tanta confusione, non c'è un'idea chiara di dove si voglia andare. Sicuramente uno dei temi che viene messo sul piatto è la questione delle risorse, no? Perché fare delle scelte chiaramente può anche comportare una rimodulazione della distribuzione delle risorse, come hai detto anche tu giustamente Mirella, però penso, e parlando anche con persone che lavorano dentro in strutture che appunto accolgono queste persone, sento che l'aria è pesante, fanno davvero fatica a portare avanti una gestione e un modello che ormai sta diventando, cioè è vecchio, è un modello vecchio, va ripensato, però va fatto uno sforzo grande a livello superiore, no? A livello di programmazione, anche regionale, su quello che è il modello che vogliamo portare nella nostra società. Dopodiché abbiamo una società sempre più individualista, ormai sempre più tecnici e persone esperte, psicologi eccetera, puntano su questo aspetto, cioè siamo una società individualista dove l'io prevale sul noi, e questo io prevale sul noi è importante che stia bene io, tu non importa, troverai qualcos'altro come per adeguarti. Ecco, questo secondo me va contro a quelle che sono invece le esigenze, cioè la comunità è quella che sostiene anche queste situazioni di difficoltà. Se si riesce a fare spirito comune, allora anche le situazioni di difficoltà possono essere mitigate, possono essere, come dire, supportate. Invece sì, è un lavoro lungo da fare e anche un passaggio mentale probabilmente da cambiare, da fare e da proporre. Allora sentiamo, vedo il dottor Schiavo collegato finalmente. Dottor Schiavo, eccolo qua. Non so se lei ha sentito in parte gli ospiti quello che hanno detto. Lei è un neurologo, cosa vuole dire dottor Schiavo? Mi sente? Sì, la sento con un po' di fatica, la sento. Dottor Schiavo, dov'è che vedo un bel verde dietro di lei? Ecco, è caduta la linea. Il verde fa cadere la linea. Il verde prevale su tutto. Allora, vediamo di rimettere, ecco, questo collegamento in funzione. Andiamo da Rinaldo Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire ai nostri politici, ascoltate bene le parole che ha detto la dottoressa, cosa che Dio fare la dottoressa perché che ha bisogno. E sarà battaglia che se le volte in tomba, con quello che ha fatto passerà i manicomi e che aveva una strada bellissima. Siamo tornati da nuovo a da vergognarsi, cari politici, vergogneve, mette a posto le robe che serve in Italia, non che stupidare che facevano gli altri, che più di mettervi in mostra, parlare milioni, miliardi, ma dove sei? Va a fare la spesa di cosa? Con 50 euro non si compra niente, e il pan costa 7 euro e chilo, ma dove siamo arrivati? Ma c'è da vergognarsi, questi sono i problemi. Ma io risei a posto,
perché i secreti stipendi, ha da vergognarsi, sta veramente a rubare i soldi alla povera gente. Guarda questa dottoressa qua, quello che ha in mente di fare è una roba non bellissima, aiutare le famiglie che hanno bisogno di sostenere le malattie brutte. Io avevo un cugino in manicomio 40 anni, va bene, e ho visto cose che ieri, i letti di contenzione, tutte le camminate forti, quello che faceva per i manicomi, perché anche dopo praticavo il manicomio, non come cliente, però andavo a portare da mangiare 2 volte a settimana. Ed è una bellissima roba. Dopo, finché abbiamo queste persone che si sacrifica, perché una persona che ha una certa età. Comunque Mirella, ti saluto la dottoressa e anche il sindaco. E anche il dottor Schiavo che finalmente si è collegato. Grazie caro Rinaldo, la voce del cittadino fa sempre bene ai miei ospiti politici, perché riescono a capire anche il disagio che vivono anche le persone, che riescono a capire quello che sta succedendo. Dottor Schiavo, mi sente adesso? Spero adesso che vada tutto bene. Tranquillo, dottor Schiavo, stia tranquillo. Vede come siamo messi, dottor Schiavo? Andiamo nella Luna, però mi riesco a collegarmi con l'Australia, qui sul Montello non riesco a collegarmi. No, tanto per far capire come funziona il nostro paese, dai soloni che dicono che va sempre meglio. Allora, dottor Schiavo, cosa ci racconta? Cosa vi posso raccontare? Che io fra un mese compio 80 anni, che mi sono laureato appena 24 anni, ho fatto per un anno il medico condotto, ho cominciato a lavorare a Valdobbiadene a 24 anni, dove mi è finita la benzina e i soldi in ospedale, e dopodiché poi sono andato praticamente a Udine, dove ho vissuto il resto della mia vita professionale. E attualmente da un bel po' di anni sono neurogeriatra, neurologo amante dei vecchi di strada, nel senso che ho avuto l'esperienza di Muro, che è l'esperienza ospedaliera, e adesso ho un'esperienza diversa, che è quella di strada, dove vado a vedere magari qualcuno che è moribondo a casa, oppure nell'RSA, tutti dettagli, tutte cose che io non vedevo una volta quando ero di Muro, ero in ospedale. I motivi sono tanti, scarseggiano infermieri, scarseggiano medici, ma le cose non andavano bene neanche prima ancora del Covid. Ecco. I segnali c'erano, vero, ho scritto dottor degli Schiavo? articoli, per esempio, sui medici che non toccano i pazienti, ne ho scritto 2. Sta cambiando la medicina, una volta c'era un medico che sapeva un po' di tutto, adesso c'è la frammentazione degli specialisti, e nessuno che si prende la briga, l'onere e l'onore di mettere tutti i pezzi assieme e vedere questa persona nella sua interezza. Questo è un po' il grosso del problema, specializzazioni che frammentano. Chi potrebbe essere questa figura? Questa figura è quella del medico di medicina generale, se è in grado, oppure se una persona è seguita da diversi specialisti, sperare che capiti in un geriatra amante del suo lavoro o in un neurologo amante del suo lavoro, che riesca a connettere tutti i diversi pezzi di questa persona che ha una cardiopatia, ha un diabete, ha un problema a un orecchio, ha un problema a un ginocchio, il cuore e altre magagne. C'è da lavorare molto su questo campo, e c'è da lavorare molto poi sul campo sociale. Avevo accennato nella telefonata precedente organizzativa che c'è il grosso problema della solitudine, quella brutta però, non quella che in questo momento mi sto godendo io qua nell'isola di Ischia, che è la beata solitudine, solitudine di persone, quella solitudine amara che porta appunto amarezza. Tanta gente vive da sola, perché questo è un paese di vecchi, non per vecchi, ma un paese di vecchi. La solitudine amara è diventata ufficialmente dal 2017 un fattore di rischio di fragilità e di demenze. Mi fermo qui intanto, poi grazie, se ci saranno domande dottor o altro. Schiavo, per quello che ha detto, tanto è vero che anche la scorsa settimana hanno trovato un'altra signora che si è suicidata, si è annegata, hanno trovata. Ogni settimana, anche 2 volte alla settimana, troviamo questi tragici
e 20, c'è qualcosa che non funziona, però come dice il dottor Schiavo siamo troppo frammentati, non si riesce a capire chi deve fare cosa e alla fine questi sono i risultati. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie di tutto. Ella la batte sempre il chiodo perché quella che diceva, se pura verità. Come il discorso che diceva prima, non è solo l'Africa che ha bisogno, anche noi siamo diventati poveri e c'è tanta gente, come dice lei, che soffre, che è da sola, anche che il bravo dottore che parlava prima, c'è poca umanità, ormai l'umanità non ce n'è più. Un bravo dottore, come diceva quel bravo dottore lì, Dottor Schiavo, dovrebbe avere umanità, interessarsi di questo e di quello, invece l'umanità non c'è più. Buona giornata e grazie. Grazie a te cara Gabriella. Il problema grande che però io vedo, lo dico al dottor Schiavo e anche alla dottoressa Calabrese, poi sentiremo anche il sindaco Fantuzzo, è che non mi tornano i conti, spiegatemeli voi. Allora, una volta eravamo in tantissimi, più di adesso mi sembra, no? La popolazione era formata da famiglie, minimo c'erano 7-8 figli, minimo, ecco, pochi ne avevano 5, si superava il 5, c'era un medico di famiglia, i pronti soccorsi non erano intasati, riusciva a curare le persone, le andava a visitare a casa, tutte le ore era disponibile, ce n'era uno, non penso che ce ne fossero tanti, ognuno aveva il suo medico di famiglia e tutto andava bene. Sì, si moriva, ma perché non c'era la tecnologia, la scienza e la ricerca che sono arrivati adesso, ma quella era la funzione. Adesso è diminuita la popolazione, abbiamo una tecnologia incredibile, farmaci non ne parliamo, ed è arrivata la malattia più devastante che possa essere, che è il male di vivere, che uno nasce ma può anche nel tempo provare a sentire dentro di sé che c'è qualcosa che non va più, che è la solitudine, che ti fa impazzire, perché la solitudine, guardate che ho dei casi vicino a Mirella, che io tanti li ho portati anche qua perché hanno detto basta. Sa, dottor Schiavo, lo dico anche a Calabrese, che è venuta una donna che ha detto 2 volte ha tentato il suicidio e poveretta dice mi è andata male, sfortunatamente ha detto nella carta, dottor Schiavo, Calabrese, senta bene quello che dice Mirella, ho 9 persone che mi seguono, 9 ne ho, psichiatri, psicologi, di tutto. Nella realtà non ho nessuno, sono mesi che non ho da mangiare, non ho da vestire, non ho un centesimo per prendere l'autobus, non posso farmi le visite, cerco di chiamare, ognuno passa il cerino, non è colpa di nessuno, però io sono completamente abbandonata, prendo una tenda, vado a Roma e dico basta, diteci di lasciarci soli, almeno ci arrangiamo da soli, ma non fate vedere quello che non è vero, non abbiamo niente nella carta e ci mettete tutte queste persone che ci seguono. Calabrese, cosa dice a questa donna che è venuta qui? Io ho voluto non far vedere il volto, lei voleva farsi vedere, ho detto meglio di no, non si sa mai, per carità, perché in Italia può succedere di tutto e di più, che ha fatto questa presa di posizione, ha detto basta, ci arrangiamo meglio da soli che non con tutto quello che fate vedere che non abbiamo. Prego, dottoressa Calabrese. Vedi, purtroppo c'è tanta propaganda ma poco succo. È vero, non ci sono i mezzi per vivere decentemente, questo è vero. Tanti convegni, tante parole, sappiamo cosa si dovrebbe anche fare, ma non cambia nulla. Purtroppo è vero. Per riallacciarmi al discorso di prima, queste strutture non idonee a riabilitare la persona, queste ultime, le residenze sociosanitarie, sono state istituite solo nel Veneto, perché non ci sono in Italia e non sono nel progetto obiettivo della sanità, nel 18 e subito tutti ci siamo lamentati, abbiamo detto non vanno bene, siamo nel 25 e sono lì, non solo, ma anche piene e già ci sono le liste d'attesa. Vuol dire che è la programmazione che è sbagliata, cioè io tendo proprio a mettere le persone nella struttura
e a lasciarle lì. E siccome purtroppo ci si ammala, ci sono sempre nuovi ingressi, nuove possibilità di entrare e poche strutture. Finirà che aumenteranno i luoghi, ma le persone saranno curate sempre meno bene. Dottor Schiavo, poi sentiremo anche il sindaco politico. Dottor Schiavo, come commenta le parole della dottoressa Calabrese? Non posso che approvare quello che lei ha detto. Ci si sta distanziando molto da quella che è stata la riforma della Tina Anselmi, ecco, di questo sistema sanitario nazionale, dove per carità abbiamo avuto anche dei ladri, poggiolini e tanti che hanno rubato medicinali gratuiti. C'è stato un grandissimo spreco e adesso succede l'esatto opposto. Ecco, adesso scusate se tocco anche qualche tasto dolente, nelle file dell'attuale governo ci sono due, non so se sono sottosegretari o solamente sono dei senatori che fanno parte hanno dei poliambulatori giganteschi di tipo privatistico a livello nazionale. Vabbè. Quindi non lo so se si voglia affossare questa. Io ormai sono un medico privato, perché ho lasciato l'ospedale per anche limiti di età e tutto quanto, per cui a me converrebbe la sanità pubblica, privata, ma io nel cuore sono rimasto uno legato alla sanità pubblica. Ecco, che devo dire? L'OMS lo scorso anno ha pubblicato una revisione degli ultimi anni in cui dice che circa il 43% delle invalidità, diciamo delle sofferenze, fra cui anche l'invalidità, sono di origine neurologica. La neurologia non è conosciuta, il geriatra non è conosciuto. Ecco, io faccio un po' questo mestiere doppio, ma sono specialista soltanto in neurologia, di qualcosa che è sconosciuto. La Società Italiana di Neurologia nel 22 ha fatto un sondaggio, la gente non sa nulla di ictus, di Parkinson, di demenze, plurale, perché non c'è solo l'Alzheimer, di sclerosi multipla. Io ogni tanto comincio qualche conferenza che faccio dicendo: se vedete doppio da chi andate, la gente ovviamente alza la mano e dice dall'oculista, non è vero niente. Quando si vede doppio vuol dire che magari, scusate, lo so fare, c'è un occhio storto, c'è una paresi oculare e può essere un'infinità di malattie neurologiche. La neurologia, il neurologo viene scambiato con lo psichiatra e il geriatra viene scambiato per un poveretto che assiste non so chi. Il geriatra è il medico della complessità. Quando si diventa anziani si diventa complessi. C'è un sintomo banalissimo che può essere l'influenza febbrile, una cistite, ti fa andare in delirium, che è uno stato confusionale. In questo esatto momento nell'ospedale di Treviso, ma anche di Latina, di Parigi, di Londra, il 22% dei ricoverati ha un delirium, uno stato confusionale. Ovviamente nella stragrande maggioranza sono vecchi. Chi conosce queste cose, chi è in grado di farlo in questa medicina che è diventata sempre più medicina della fretta? Io queste cose le ho scritte già 11 anni fa, perché il mio libro Malati per forza, che vende più adesso di prima, sulle malattie da farmaci, è un libro ancora attualissimo, queste cose le avevo già scritte. Non pensavo che in 11 anni ci saremmo ridotti ulteriormente ancora peggio in questa situazione qua. Quindi sono tanti i motivi. Grazie dottor Schiavo, adesso sentiamo il sindaco. Poveretti questi sindaci che hanno la patata bollente in mano perché l'hanno scaricata loro con 1000 problemi, e sono quelli che forse riescono almeno ad ascoltare, almeno trovi la porta aperta, cercano di fare anche loro quello che possono fare, ma non è perché siano sindaci che appartengono a una determinata forza politica che abbiano dei benefit, a parte qualcuno che ci riesce, ma la maggioranza funziona così. Come commenta tante cose che lei può portare anche al suo partito, quello che sente sono dei professionisti seri, preparati? Prego. Sì, davvero sono spunti molto, molto interessanti, anche il passaggio appunto fatto sulla questione del neurologo, della figura del neurologo, è un passaggio davvero importante. Oggi la salute mentale è una delle sfere, tra virgolette, più delicate e anche probabilmente appunto meno conosciute, che però ci troviamo ad affrontare quotidianamente, e chi ha persone anziane in casa lo vede in maniera, diciamo,
in maniera importante, ecco, la gestione di un anziano con gli effetti di questo delirium, perché io ho la fortuna non so, non voglio dire sfortuna perché non è una sfortuna, però vedere quello che è il processo, no? Avere i nonni e vedere quello che è il processo di invecchiamento e vedere che queste cose che vengono dette dagli esperti sono cose che si vedono quotidianamente, però appunto persone così il sistema familiare dovrebbe, tra virgolette, farsene cura e avere appunto il supporto del sistema sanitario. Purtroppo, come abbiamo anche detto tante volte in altre trasmissioni, anche qui Mirella, il sistema familiare è in difficoltà. X motivi, interessi, soldi, il progresso, no? Probabilmente oggi siamo malati di progresso. Si stava meglio quando si stava peggio, no? Certo. C'è questo modo di dire. E non è una stupidaggine. È vero che quando hai meno ti accontenti di meno e probabilmente vai più all'essenziale, no? Invece quando hai di più vuoi sempre di più e quindi siamo schiavi del progresso. Questo fa sì appunto anche nel sistema sanitario che si è sempre di corsa, si è sempre a rincorrere e probabilmente le cose che hanno invece bisogno di cura, che hanno bisogno di tempo, che hanno bisogno di una certa di un certo modo di approcciarle vengono in un qualche modo trattate in maniera troppo frettolosa e quindi appunto l'anziano ha problemi, struttura, perché non posso rinunciare al mio posto di lavoro, non posso rinunciare... Se riesco a trovarla però, attenzione, sì. e se ho i soldi da pagare. Esatto, poi c'è tutto quel tema, però il fatto, no, della società individualista che pensa all'io porta a questo. Per me sei un peso, allora trovo la struttura, la pago, però intanto tu sei parcheggiato e io faccio la mia vita. Ecco, no, invece il tema bisogna farlo ritornare la cura della persona, dobbiamo aver cura delle persone e le comunità dovranno sempre di più in futuro strutturarsi sull'aver cura delle proprie fragilità e quindi è anche quello che stiamo cercando di fare noi nel nostro piccolo. Noi abbiamo una casa di riposo piccolina, per carità, perché sono 60 posti che però è tenuta in maniera impeccabile da una fondazione che abbiamo nel nostro comune. E attorno a questa il desiderio è quello di far crescere tutta una sfida di accoglienza e di comunità in grado di supportare le famiglie del nostro territorio sulle fragilità delle persone, che vadano dalla salute mentale all'anziano, che poi ci sono vari gradi, vari tipi, no? Però o arriviamo a fare dei sistemi di mutuo aiuto o altrimenti penso che sarà sempre più complicato. E mi viene quasi da dire un ritorno al futuro, perché dopo sì, pensi che la soluzione sia fare le strutture e parcheggiare lì le persone con problemi, ma no, non è questa la soluzione per risolvere le fragilità delle persone. Vede Sindaco, io però sono dell'idea che si può fare qualcosa, il volere però è delle segreterie, specialmente anche della Regione Veneto. Adesso si cambierà anche presidente, verrà cambiata tutta la giunta regionale, verranno cambiate anche le commissioni, penso. Allora io penso una cosa, Sindaco, e lo dico anche ai miei ospiti, non è che forse bisogna mettere attorno al tavolo di queste commissioni, non parlo come giunta perché la sappiamo come funziona la politica, ma su questi tavoli molto importanti dove si decide cosa fare, a chi dare i soldi, chi ascoltare, devono andare queste persone qua diversamente giovani. E sa perché lo dico, Sindaco? Perché quando io ho ospiti e magari parlano anche un po' in maniera anche tecnica, un po' dico, guardate che a casa anche il centenario ha il diritto di capire, anche perché abbiamo l'università della terza età e abbiamo settantenni, ottantenni, novantenni, ma soprattutto queste persone che lei ascolta anche questa mattina hanno le idee chiare su quello che serve, su quello che si deve fare. Addirittura sono sempre d'accordo tra di loro questi professionisti che hanno il vissuto dalla loro parte, quello che il giovane non ha. Esatto, il tema è proprio quello. Allora a me sta bene che ci sia l'assessore giovane, però l'assessore giovane quando va in commissione
deve ascoltare queste persone che devono far parte di questo tavolo. Non può essere che uno che ha venduto frutta fino all'altro giorno me lo trovo in commissione sanità perché la politica non sa dove metterlo e me lo mette là. No, perché è vero, il sindaco, bisogna anche dire basta, non si può sempre dire che va tutto bene. Quando io dico aria fresca in regione, perché ci vuole anche un po' di aria fresca per capire come rimettere assieme questo puzzle così complicato come hanno detto. I medici di famiglia non possono andare avanti in quelle condizioni con 5.000 iscritti, poveretti pazienti, devono fare anche la burocrazia, gli impiegati devono unirsi, ma non è facile. Capisce che non ci stiamo più a sentire che funziona così perché i fondi del PNRR erano destinati al terzo settore, ma non per fare cemento, sindaco. Erano destinati a servizi anche alle persone, chi vuole fare cosa serve. Invece cosa hanno fatto? Hanno capito, siccome sono dei dritti politici, li hanno deviati con progetti che hanno fatto veramente creare queste strutture cemento, tutto cemento, e dentro chi mettiamo? Mettiamo le persone ma non abbiamo i professionisti. Esatto. Allora capisce che bisogna anche che voi capite che adesso si va a votare ancora, io spero che andate a votare perché veramente bisogna anche dire basta a questo senso che c'è Minovò combatta, perché dopo non venite a lamentarvi, andate a votare, votate quello che volete ma andate a votare perché sennò non ne andiamo fuori. Ce l'avete anche voi siete i sindaci, siete in tanti, avete gli eserciti, non siate tiepidi. Adesso qualcuno a livello nazionale ha copiato la parola della Mirella, tiepidi, adesso si sente anche a livello nazionale. Allora capite che voi avete gli eserciti che se fate bene vi eleggono perché siete bravi, seminate bene, ma io non posso sentire noi sindaci non siamo ascoltati. Come non siamo ascoltati? Sindaco, dopo sentiamo anche i miei ospiti, poi andiamo in pubblicità. Io devo dire che in un certo senso, e mi confronto anche con qualche collega, a volte ho proprio questo problema di avere colleghi tiepidi che non entrano nei temi e non riescono a prendere coscienza che quello che si discute nei tavoli è vita reale, cioè è quello che ogni giorno poi noi andiamo a mutuare nelle nostre comunità. Ci sono delle situazioni in cui delle scelte devono essere prese e bisogna avere il coraggio di prenderle. Se un carrozzone, tra virgolette, e qua ritorniamo anche a un tema già trattato e già visto, se un carrozzone non funziona bisogna avere il coraggio di cambiarlo o toglierlo addirittura. Se adesso stiamo andando verso una riforma degli ambiti sociali che non abbiamo idea di cosa ci porterà, dobbiamo, ma perché le comunità poi sono le nostre, tu hai detto giustamente, siamo noi in prima fila, poi i cittadini bussano alla porta del sindaco, non vanno a bussare alla porta né del governatore della regione né tantomeno degli assessori, e se crei delle sovrastrutture dove no ma vai a Oderzo, no vai a Treviso, vai fermo perché abbiamo Sandra in linea, poi devo andare in pubblicità, poi voglio sentire i miei ospiti. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Gli argomenti come al solito, meno male, sono tanti. Volevo dire al professor Schiavo, è vero, le malattie neurologiche non esistono per la gente. Io purtroppo mio marito, come ho già accennato altre volte, ha una malattia rara che è stata scoperta a 50-60 anni fa dei nervi, adesso il nome non mi viene, e sta facendo dei controlli. Per fortuna sta malattia è bloccata, cioè adesso deve andare al controllo, e devo dire ho trovato delle persone, una professoressa bravissima, però io vedo non solo l'anziano, anche quello che ha il cinquantenne, ma io ho un'amica che non è che viene da una famiglia, cioè il marito è avvocato, non è che, voglio dire, è un'emarginata, eppure delle volte quando io accenno un argomento tipo questo, delle malattie, di questo, di quest'altro, lei mi dice no, io non voglio sapere, io non prendo niente, cioè mi sembra di essere tornata indietro ai tempi di mia mamma, di mio nonno, perché come dicevi te, Mirella, la tecnologia va avanti, la scienza, la medicina, e invece vedo che c'è molta ignoranza, ma
è un'ignoranza che non vogliono affrontare, perché io credo che la curiosità, qualsiasi curiosità, che sia politica, che sia sociale, che sia di amicizia, porta a un risultato, perché la curiosità ti fa entrare dentro il sistema, il problema. Se tu non sei curioso, è morta lì. Cioè, loro vedono la televisione, io vedo sempre dei programmi interessanti, non interessanti, mi faccio un'idea e poi ho un modo anche di conversare con gli altri in base a quello che sento. Questo è importante. Guarda che hai fatto sorridere il dottor Schiavo. Sandra, aspetta che poi ti darà la risposta. Andiamo in pubblicità perché ho forato. Pubblicità. Siamo con Nicola Fantuzzi, sindaco di San Paolo di Piave, assieme alla dottoressa Maria Luisa Calabrese, che si occupa veramente di strutture psichiatriche, e anche col dottor Schiavo, Ferdinando Schiavo, neurologo. Allora, dottor Schiavo, vedevo che lei commentava positivamente quella telefonata di Sandra, ecco, addirittura ha messo le mani così perché è d'accordo su quello che ha detto Sandra da Padova. Prego, dottor Schiavo. Beh, Sandra ha fatto veramente un ragionamento ottimale. Beh, intanto ha toccato il tema delle malattie rare. Tra queste malattie rare, anche non rare, ci sono malattie neurologiche. Ecco, poi sì, ha toccato il tema della cultura, perché ormai sono i dati OCSE che dicono che stiamo diventando un po' degli ignoranti. Io conosco Dottor Schiavo, dov'è andato? Che adesso non vedo più il verde, non sento neppure la sua voce bene. Si è spostato? Sì, sono spostato. Ecco, adesso non si sente più carica, niente. Non so quanto... No. Allora andiamo dalla dottoressa Calabrese, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Dottoressa, come commenta la telefonata, quello che ha sentito anche dal sindaco, quello che ho detto io? Prego, dottoressa. Allora, io sento veramente molto male quello che dite, cerco di percepire qualcosa, ma non si sente tanto bene. Quindi, non so, mi ha chiesto, mi pare questa solitudine che aumenta sempre di più tra i giovani, meno giovani, queste malattie rare. Ripeto, non sente. Non allora andiamo dal sindaco. Vede, sindaco, come ma non è colpa nostra, che non è colpa della televisione, ha capito come siamo messi? Andiamo a fare i giretti nella luna gratis, macchine elettriche, tutto elettrico, e poi siamo presi che non riusciamo a collegarci a 5 chilometri. Stiamo facendo 2 strutture, una nuova e una ristrutturata, con una scuola e un asilo nido, no? Tutto bello, PNRR, tutto a elettricità con i pannelli fotovoltaici. Non abbiamo la struttura per poter collegare le scuole, no, perché l'infrastruttura generale della rete bisogna fare una cabina, perché la rete attuale non riesce a supportare, allora il comune si sobbarca il costo anche per la rete elettrica per poter portare più energia. Le ideologie fanno più danni che benefici, e purtroppo quando si parla, no, il green e il verde qua e là, sì, ecco, dopo però se tu hai un'infrastruttura che non è adeguata, in Francia, in Spagna non è saltato tutto, sono stati senza corrente. Se le infrastrutture non sono adeguate è inutile spingere verso un qualcosa di utopistico, tu prima devi mettere le basi per poter fare... ma qualcosa di utopistico mi dà visibilità, no, sindaco? Certo. Se io aiuto una persona a casa non ho visibilità, ma se faccio la piazza ho la visibilità, sindaco. Funziona così. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. E un saluto ai tuoi ospiti. La solitudine è un male sociale. Anziani soli, poveri, senza figli, senza cure, senza servizi. Deve farsene carico lo Stato. Devono i servizi sociali del comune essere finanziati dallo Stato. Un paese civile si comporta così. Grazie. Grazie caro Livio. Dottor Schiavo, ecco, la rivedo col verde, sono più contenta. Prego, dottor Schiavo.
Spero che la batteria regga qui del cellulare. Ormai siamo in chiusura, dai che ce la facciamo, saggia. dottor Schiavo. Sì. Per appoggiare e curare la solitudine ci vogliono anche soldi. Per avere i soldi bisogna pagare le tasse. Se qualcuno dice che le tasse sono un pizzo di Stato, torniamo al punto di prima. Oggi da un po' di anni faccio collezione di parole scomparse. Una di queste è sacrificio, anche da parte dei miei colleghi, di chiunque. L'altra è la conoscenza, ecco, mettiamola così. Poi c'è anche la responsabilità, sempre colpa di qualche altro. C'è rispetto, c'è empatia, c'è ascolto, c'è pazienza. Ormai stiamo diventando esseri completamente diversi da quelli che eravamo fino a 30-40 anni fa. E la solitudine si fa male biologicamente, la solitudine ormai è stato visto, perché ci sono delle modifiche a livello del nostro corpo, del nostro cervello. Vi ho detto, è un fattore di rischio di demenza dal 2017. Parlo della solitudine, quella brutta. Ecco, qualche volta in certe malattie la solitudine diventa una conseguenza, cioè ci si isola perché si è malati o c'è una persona malata. Qualche volta addirittura la solitudine può diventare una trovata da parte, chiamiamola così, da parte della persona malata, che forma di omeopatia, si isola perché è vero. Cominciano con una depressione. È vero, dottor Schiavo, è proprio vero quello che dice. La persona malata, se non ha l'ascolto, si isola e la diventa un dramma per sé stessa, per la famiglia, per tutti noi. Dottoressa Calabrese, vediamo se adesso mi sente. Mi sente, dottoressa Calabrese? Sì. Ecco, come vuole chiudere? Ormai abbiamo terminato la puntata. Come vuole salutarci, dottoressa? Vorrei concludere invitando veramente le persone, sia con disagio che senza disagio psichico, a affrontare questo problema, veramente a ribellarsi contro questa inettitudine della società, del sistema. Sono parole quelli che dico, però voglio di fatto che si associno, che mi chiamino, che chiamino i servizi, che dicano che così non si può andare avanti. La Regione deve ascoltare queste cose. La Regione ha fatto un bellissimo convegno, ha speso anche 50.000 euro per mettere a punto cosa occorrerebbe, e siamo andati a Padova al Verdi a ascoltare fiori di professionisti, e poi è finito lì. Non si è cambiato di una virgola. Adesso io fra 10 minuti mi devo collegare perché c'è un famoso nuovo istituto, chiamiamolo, cioè il budget di salute, che dopo 2 anni dalla legge non è stato ancora individuato che cosa dobbiamo fare. Adesso sono stati stanziati dei soldi, però non ci sono delle linee guida chiare su come agire. Ecco, non c'è una vera realizzazione dei diritti. Si fanno delle leggi, tra l'altro ultimamente si sta anche facendo dei danni, perché ci sono delle leggi o delle proposte di legge che portano verso la instaurazione o restaurazione dei manicomi, perché chiamiamoli con il loro nome, e non si vede via d'uscita. La società civile deve ribellarsi verso questo sistema, ecco, civilmente ma fermamente. Adesso, per esempio, ci sono i referendum, c'è molto disinteresse, eppure sono diritti dei lavoratori. Vedeteli, interpretateli come volete, però aderite, partecipate, c'è il disinteresse della società. Ecco, vi prego invece di porre attenzione a questo disfacimento del Servizio Sanitario Nazionale.
tutto fa un po' cilecca. Ecco. Grazie dottoressa Calabrese, devo andare perché avanti, vedo abbiamo tutto anche una telefonata, Lorenza da Mestre. Vai Lorenza. Ciao Mirella e i tuoi ospiti. Volevo dire questo a riguardo che appunto la dottoressa sta citando adesso il problema appunto della solitudine che riguarda sia i giovani ma anche quelli meno giovani, cioè quelli che hanno una certa età che non sono più produttivi. Ecco la parola, non siamo più produttivi. Ecco, io mi domando con quale criterio si può dire a degli anziani che hanno fatto la storia e che adesso sono ammalati, che se hanno i soldi possono curarsi, se non hanno i soldi si lasciano andare. Io mi domando qual è la struttura che può in grado intervenire, perché io ho visto tante signore, vanno al centro salute mentale, li rimpinzano di pastiglie, vengono a casa e dicono: Lorenza, mi sento intontita però ho male dentro, non si riesce, non ci sono dibattiti, non c'è dialogo, non c'è nulla. Ti ringrazio Mirella, è una disperazione vera e propria per tutti noi. Grazie cara Lorenza. Allora, quello che non fa sentire soli delle volte è anche una passeggiata, anche una pedalata. Ricordo che domenica ci sarà questa camminata per la prima volta per i veneti schiacciati dalla crisi, ma il bello è che lo fa un'altra associazione che aiuta un'altra associazione. Guardate cosa stanno facendo le associazioni. Ecco qua vediamo anche la locandina per far capire l'importanza di unire le forze, di unirci uno con l'altro. Una volta adesso toccherà ai veneti, la prossima volta un'altra associazione, cercheremo di aiutare. Ringrazio veramente Roberto Bruniera, questa associazione Botteniga San Pelaio che ha pensato a noi. Però come si parlava anche magari una pedalata, andiamo a vedere questo video, pedalate in compagnia San Giorgio di San Polo, andiamo a vedere. Allora, complimenti anche a Nicola Fantuzzi per aver capito l'importanza di stare assieme, di unire le forze, di fare comunità, di socializzare. Avete visto anche a Mestre ieri che hanno riempito tutta via Piave di bancherelli, la gente era strafelice, ha detto ci voglio tutti i giorni perché così evitiamo di vedere la brutta gente che arriva. Prego Sindaco. Esatto, sì, queste iniziative oltre ad avere appunto una grande forza dal punto di vista sociale e quindi riuscire a far sentire meno sole quelle persone che anche appunto una passeggiata, esatto, l'aria aperta, il fatto di avere qualcuno con cui parlare eccetera può davvero cambiare in maniera importante quella che è il percepito della persona. Ma oltre a questo si va a riempire il proprio territorio, la propria comunità di cose positive e quindi si lascia meno spazio a quelle più negative, quindi al fatto che i ragazzi siano lasciati tra virgolette da soli a fare quello che vogliono e a prendersi possesso di spazi che invece se sono sfruttati e usati per la comunità
possono davvero fare del bene. Noi a San Polo davvero, devo dire, siamo molto fortunati, abbiamo delle associazioni, quella di San Giorgio che abbiamo visto appunto qui nel video, che hanno fatto la pedalata a inizio maggio. La scorsa settimana avevamo 3.000 persone per fare una passeggiata in mezzo ai vigneti e alle campagne di Rai di San Polo di Piave. Fermo, che andiamo a vedere, abbiamo anche il servizio, perché vale la pena di capire quanto stanno facendo i sindaci. Andiamo a vedere la corsa podistica a Rai. E allora, e non solo, vediamo anche una nuova scuola a San Polo. Capite cosa fanno i sindaci? Quello che vogliamo noi, che vogliono quelli che hanno eletto i sindaci. Andiamo a vedere questa nuova scuola. Rilanciare la natalità passa anche attraverso il rinnovamento delle strutture scolastiche, perché è un dato di fatto che le giovani coppie in cerca di casa valutino dove andare ad abitare anche in base ai servizi di cui in futuro potrebbero usufruire i loro bambini. A San Polo è partito, grazie ai fondi PNRR, il cantiere per la ristrutturazione della scuola elementare di via Papa Luciani. È sicuramente un tassello importante sia a livello di progettualità della cittadella scolastica, e quindi per poter dare alle famiglie e ai ragazzi un ambiente sicuro in primo luogo, ma anche innovativo sia da un punto di vista strutturale che anche di didattica. Sarà la Lassud a subire l'intervento più consistente, a cominciare dalla sostituzione della copertura. Verrà completamente rimossa e realizzata con una copertura più leggera in carpenteria metallica. Contestualmente verranno realizzati i cosiddetti cappotti antisismici, quindi tutto il perimetro del fabbricato verrà rinforzato con una pelle in cemento armato e contestualmente con un cappotto termoacustico. Abbiamo visto il cantiere in costruzione, dove ci sarà veramente una grande scuola primaria, c'è il progetto anche della scuola media, insomma un'idea complessiva. Io credo che questa sia la sfida che oggi le amministrazioni comunali, sfida difficile, devono cogliere. L'assessore regionale Donazzan in visita dunque al cantiere della scuola, dove lo scorso anno è stata terminata anche la nuova mensa. Si aggiungerà a breve anche il nuovo asilo nido e quindi ci proiettiamo davvero con grande entusiasmo nel futuro. Allora, non solo questo, parliamo e vediamo le foto anche del nido, queste cose importanti che noi sentiamo tutti i giorni, che mancano, che bisogna supportare. Adesso questi tagli che ci saranno, come la vede, Sindaco? Allora, come abbiamo detto anche prima, il nostro focus è, intanto ci siamo concentrati su quello che è la parte dei ragazzi, delle famiglie. Riuscire a dare dei servizi alle famiglie vuol dire riuscire a, tra virgolette, dare quel supporto che serve affinché queste famiglie possano essere davvero un punto di riferimento nella comunità. Fatto questo, poi ci sarà l'impegno su quello che è la sfera appunto dell'anziano e del sostegno delle famiglie verso le persone fragili più anziane. Allora lì sì che potremmo dire di avere una comunità che si prende cura dal bambino all'anziano, con in mezzo una struttura importante come quella della famiglia, che però si sente supportata da quella che è l'istituzione. Noi siamo un piccolo comune, ma cerchiamo nel nostro piccolo e nella nostra organizzazione di dare quello che serve perché una comunità possa essere attiva con le iniziative e con la fortuna di avere delle associazioni che fanno volontariato, che si impegnano tutti i giorni nel territorio, avendo strutture adeguate e all'avanguardia, e terzo, riuscendo a rispondere a quelle che sono comunque delle esigenze che sono sempre nuove e che purtroppo saranno sempre di più, perché la solitudine oggi è un tema che ancora viene trattato troppo poco e che sarà sempre più importante nelle economie delle nostre società. Grazie anche a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, di essere stato con noi. Dottor Schiavo, vuole salutarci?
Sì, vi saluto con una provocazione, mi collego con quello che ha detto prima la dottoressa Calabrese, questi congressi che costano 50.000 euro, anche di più. Ogni tanto nel mondo si riuniscono, credo in alberghi a 5 stelle, i grandi big della medicina per decidere le sorti, eccetera, eccetera. Allora io vi faccio una provocazione. A chi di voi è stata misurata mai una volta nella vita la pressione a destra e a sinistra? Cioè nella stessa occasione la pressione misurata da un lato e dall'altro. Ecco, quindi si va negli alberghi 5 stelle a parlare della Luna, ma bisogna ogni tanto tornare alla base, alle cose buone da fare, fra cui misurare la pressione a destra e a sinistra almeno una volta nella vita, in un anziano magari una volta l'anno, e qualche volta misurarla coricati e poi in piedi e fare altre cose, guardare la lingua se è secca, guardare se è pallido, tornare un po' alla vecchia medicina con tutte le conoscenze nuove che adesso abbiamo la fortuna di avere. Allora, io sono dell'idea che il sindaco Fantuzzi prenderà appunto su quello che ha detto, sia appunti quello che ha detto la dottoressa Calabresi che quello che ha detto il dottor Schiavo, perché loro sono le voci che voi dovete ascoltare e portare avanti, perché loro vi indicano la strada, però dovete seguire dalla strada, non fate deviazioni quando sapete che è un rettilineo che si può prendere e fare del bene alla parola comunità. Ecco, soprattutto da chi le situazioni le ha vissute, no? Perché esatto. L'esperienza è la cosa che davvero ti porta il miglior consiglio e la maggior possibilità di non sbagliare. Poi ci sbaglia tutti, però se ascolti chi ha l'esperienza magari sbagli meno. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Venite a vedere le bellezze del nostro paese. Forza, seguiteci! Noi andiamo a fare la nottata a Jesolo. E vai a Jesolo. Ciao! Ciao! E io invece vado dalla sindaca Stefania Golisciani. Grazie sindaca di essere qui con noi. Abbiamo visto questo bel veramente spot molto importante per far capire le bellezze e l'importanza del territorio. Vediamo se è collegato anche un altro ospite. Vediamo se c'è Mario Bertolaso. Eccolo qua. Ciao Mario, atleta paraolimpico. Grazie Mario di essere con noi. Ci racconterai anche tu questa storia infinita di questo sport diviso a metà tra normodotati, paralimpici. Io penso che sarebbe ora di chiamare sport, Olimpiadi e basta. Ecco, questi due nomi che direbbero e farebbero molto di più che non con tutte queste divisioni. Allora inizierei proprio dalla sindaca Stefania Golisciani. Abbiamo visto Casale, ma quanti problemi. Prima abbiamo sentito il sindaco di San Polo di Piave, però siete gli unici che intervenite
unite veramente, che investite nel territorio anche con le poche risorse che avete, ma soprattutto cercate di fare quelle cose giuste che vogliono le persone che vi hanno eletto del territorio. Prego, Sindaca. Innanzitutto buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E sì, cioè, come hai detto tu, è sempre più complicato riuscire a intervenire, anche perché noi siamo sul fronte su vari profili, quindi non solo di opere ma soprattutto anche il sociale, e ultimamente stiamo investendo tantissimo sul sociale. Come mai sul sociale? Perché avete tante richieste? Qual è l'ascolto che avete sentito? Perché sentire una cosa, però ascoltare un'altra, che bisogna investire su queste famiglie che veramente non ce la fanno più. E io veramente lo dico tutte le mattine, Sindaco, non è possibile lavorare, non riuscire a sbarcare il lunario, affitti alle stelle, mutui, bolletti. Ma come fanno questi poveretti con 1.200, 1.400 euro di stipendio? In 2 persone non riescono ad arrivare a fine del mese, cioè, le spese, adesso dare del fruttivendolo, qualcuno ha detto, è come entrare in gioielleria. Capite che non ci siamo? Questo è lavori precari poi oltretutto. Prego, Sindaco. Sì, come ho detto altre volte, dopo il Covid ci sono delle fragilità. Si è bloccata? Antonio da Padova, vai Antonio, intanto rimediamo, vai Antonio. Antonio? È saltato tutto? Allora vediamo come riusciamo a collegarci questa mattina, è un po' un problema, c'è qualcosa questa mattina anche col centralino, vediamo. Antonio, ci sei? No, non c'è. Allora, quello che volevo farvi capire è l'importanza anche di quello che ascoltate, di quello che vedete, perché voi a casa dovete poi riflettere, perché so che siete delle brave persone che ascoltate, anche molto intelligenti, tanto è vero che mi fanno sempre i complimenti delle telefonate che ricevo, perché dicono: Mirella, sono persone di buon senso e sono anche molto preparate sulla telefonata che fanno, ed è una telefonata veramente importante, ed è la vostra telefonata. Perché? Perché avete imparato ad ascoltare come vi diceva e vi dice sempre Mirella, che al mattino noi siamo, ecco, in classe e abbiamo queste persone che io cerco di avere sempre molto preparate, abbiamo le eccellenze del territorio, e perciò voi ascoltate e poi, se avete voglia, telefonate, ma so che siete in ascolto. Antonio, abbiamo Antonio in linea, vai Antonio. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno anche al sindaco. Mirella, io sono stufo di sentire la gente che piange. La gente non deve piangere, deve capire in che sistema stiamo vivendo. Logicamente, se siamo messi così male è che c'è un motivo. Il motivo è che siamo strozzati dalle tasse. Perché io, quando iniziai a lavorare, che avevo 15-16 anni, la busta paga era tassata al 16%. Adesso la busta paga è tassata al 30%. Poi guardiamo attorno, vai fuori, tutto quello che tu compri è tassato. La benzina, gasolio, le bollette qui e là. Quindi c'è un motivo. E io sono stufo di piangere, ma gli stipendi. No, bisogna dirla realmente come sono le robe. Chi sono i nostri strozzini? I nostri strozzini sono i nostri governanti, che comunque loro si portano a casa 10, 15, 20 mila euro al mese. Però noi altri tocca pagare perché? Pagare. E noi paghiamo anche, finanziamo anche la guerra in Ucraina. Ma voi pensate che io mi lamento perché tutto è caro e poi sto zitto? Ma come? Tu mangi miliardi a un tossico che... C'è stato anche il centralino?
Niente, allora è saltato anche Antonio, non so come farò la trasmissione questa mattina, ma in qualche maniera ce la faremo come sempre, per far capire l'importanza anche delle parole che ha detto Antonio. C'è qualcosa che non va, ce lo spiegano, noi dobbiamo vivere con 1.500 euro al mese, già un lusso arrivarci, e gli altri vivono, quelli che ci fanno le prediche, minimo sono 7-8 mila euro al mese, senza guardare i benefit che hanno, le famiglie che non ce la fanno più. Avete sentito questi professionisti che ho tutte le mattine cosa dicono, eppure le strade da intraprendere sono chiare. Ecco, questa sanità che abbiamo il fiore all'occhiello, però bisognerebbe vedere da che parte la guardi, da che parte la senti, perché alla fine noi la paghiamo questa sanità con le tasse, quelli che pagano le tasse, quelli che non le pagano perché non li vanno a scovare, eppure hanno nomi e cognomi, basta guardare la denuncia dei redditi, non è che non si deve fare chissà quale strada. Il problema è che non si riesce a capire dove qualcuno vorrà parare, perché eravamo un paese, siamo un paese veramente bellissimo. Guardate il turismo, perché abbiamo così tanto turismo? Perché siamo i più belli del mondo, non c'è niente da fare, abbiamo il patrimonio culturale il più grande del mondo, ma vi rendete conto? Abbiamo delle meraviglie eppure non riusciamo a capire cosa sta succedendo, perché non si investe su questo. Dovremmo vivere di turismo, di agricoltura, di artigianato, perché queste sono le forze meravigliose che abbiamo. Guardate cosa siamo. Siamo con le multinazionali, non sappiamo neanche chi sono, che lasciano e portano via queste aziende meravigliose che hanno creato questi illuminati con la quinta elementare quasi sempre, e lasciano le ossa, qualche volta le carcasse, e portano via la polpa nel silenzio totale. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Pronto? No, non sento neppure il telefono. Capite che c'è qualcosa che non va, e facciamo fatica anche a casa a capire. Allora cosa si dice? Ma basta, mi non vo' a votare, mi non vo' più combattere, tanto non risolvo niente. Non è vero. Guardate che quello che voi pensate è sbagliato, perché qualcuno spera in questo, tanto a loro l'importante è vincere con 40, vincere con 50, vincere con 20, l'importante è vincere. Invece voi dovete non rassegnarvi, non dire mi non vo' combattere, no, io devo fare il mio dovere di cittadino, il mio dovere di italiano, di persona, devo far sentire anche la mia voce con uno strumento importantissimo che è il voto. Votate quello che volete. Non è un problema, il problema è andare a votare. Adesso vedremo questo pomeriggio come saranno andate queste votazioni su queste città importanti, Genova, Ravenna e altre città, per far capire, ecco, la sensibilità. Ecco, vedo che è collegata la sindaca, o mi sbaglio? Vedremo se sarà da questo quorum che fa fatica ad alzarsi, perché veramente qualcuno non ha capito invece che qualcuno vorrebbe arrivare proprio a questo, e non va bene. Dovete andare a votare, votate quello che volete, ma andate a votare. Prego sindaca, finalmente la rivedo, e era saltato tutto. Prego sindaca. Stavamo parlando insomma un po' dell'affidamento delle famiglie ai servizi sociali, non so in che punto mi avete perso. Sì, tranquilla, proprio là. Ah, ok, no, comunque il punto è questo, che noi stiamo facendo degli incontri per cercare di far capire alle persone che i servizi del comune sono a loro disposizione, non devono vergognarsi quando hanno necessità, perché lo dico sempre, un momento di difficoltà può capitare nella vita a chiunque, e quindi temporaneo poi uno si rialza e riparte, però devono venire a dirci quali problematiche hanno, e noi siamo a disposizione. Però vedi sindaco, io dicevo anche prima al sindaco di San Polo, e lo dico anche a lei, non è da fare anche un po' di chiarezza anche nel mondo del volontariato, chi fa cosa e come posso aiutare quelle persone che sono in difficoltà, perché se tutti facciamo tutto non ce la facciamo ad aiutare. Allora tutti hanno aperto i banchi alimentari, ma ci sono i banchi quelli autorizzati, abbiamo le parrocchie, basta dopo, perché se dividiamo tutto il materiale per tutto quello che sta nascendo
non ce la facciamo perché il materiale è diminuito, che sono le derrate alimentari anche a livello nazionale, anche a livello europeo. E come i soldi no, voi delle volte a livello nazionale dicono 200 milioni, dopo però non dicono quanti divisioni hanno fatto e magari qualche cooperativa dice mi sono arrivati 100 euro, per dire cosa faccio con 100 euro. Capisce che forse anche qua dovete battervi per fare chiarezza, chi è il mondo del volontariato, chi fa cosa, di cosa c'è bisogno. Tu hai i polmini, perciò ti organizzerai quei polmini. Tu hai il banco alimentare, perciò farai le spese. Tu cosa fai? Fai l'ascolto, perché abbiamo anche professionisti, cioè non è che il mondo del volontariato sia senza professionisti. Invece hanno fatto un caos, poi il sindaco, lei lo sa benissimo, e non riusciamo più a capire chi siamo, cosa facciamo e come vogliamo. E poi cosa troviamo? La solitudine che si suicida perché nessuno l'ascolta. Mario Bertolaso, cosa vuoi dire anche tu, questo ascolto che dovrebbe essere anche fatto anche per voi che vi battete, che cercate con grande difficoltà di essere presenti, di vivere una quotidianità ma con grande fatica. Prego Mario. Buongiorno a tutti, innanzitutto ciao Mirella. Sì, guarda, stamattina volevo portare un argomento che forse a molti di voi è sconosciuto, ovvero che praticamente la nostra categoria è quasi esclusa dalle Paralimpiadi, per esempio, e siamo completamente esclusi da tutele e anche non siamo ammessi per ora, ad esempio, nei corpi militari, nei gruppi sportivi, dove si potrebbe vivere con uno stipendio per chi è atleta come me. E invece la riforma dello Mario, spiega quale categoria, spiega bene chi sei e cosa fai, quale disciplina. Mi scuso innanzitutto se non ho spiegato, hai pienamente ragione, cioè io non si vede ma sono affetto da autismo dalla nascita e sì, dicevamo appunto, sono un velocista padovano e praticamente faccio i 100 e i 200 ma siamo proprio praticamente esclusi e senza tutele. Stavo dicendo prima Mirella che nell'ultima riforma dello sport sono stati ammessi praticamente solo le categorie con disabilità fisica, ma la nostra è stata completamente tralasciata fuori purtroppo. E adesso ci si sta battendo appunto per avere questi diritti, ma anche per arrivare alle prossime Paralimpiadi senza tutti questi problemi. Pensa che alle ultime Paralimpiadi l'Italia ha portato un solo atleta su 134 partecipanti dell'Italia e erano 134 totali quelli della nostra categoria. Cioè quindi, e per assurdo siamo la disabilità più diffusa al mondo, ma su 4.400 atleti totali noi eravamo solo un 3% su 97, quindi c'è ancora molto da fare. Vedi Mario, quello che ammiro in voi è la pacatezza con la quale spiegate i problemi veramente veri, reali, che vivete tutti i giorni con grande sacrificio, con queste famiglie che cercano di supportarvi in tutte le maniere, ma c'è qualcuno che non ascolta, sa che ci siete, vi vede, però non vi fa andare avanti. Però cosa c'è? Vedi Mario, che i politici passano, voi rimanete. E il problema verrà affrontato un passetto alla volta, come stai facendo tu, dicendo le cose come stanno realmente, che molti non lo sapevano, non lo sanno. Ecco, forse riusciremo a portare avanti anche questi ragazzi, queste famiglie che veramente ce la stanno mettendo tutta per vivere la quotidianità. Avvocato Golisciani, lei è anche avvocato, cosa dice a questo ragazzo, a questo uomo che dice ascoltateci, guardate che ci siamo, ce la stiamo mettendo tutta? Prego, adesso da avvocato, adesso la chiamo da avvocato o anche sindaco, perché voi vivete poi queste situazioni con queste categorie. Prego sindaco. No, dico quello che qualcuno più importante di me ha detto, che quando un paese non riesce a garantire uguali diritti alle persone più fragili in generale, non è un paese civile, cioè su questo non ci sono dubbi. Noi su questo siamo ancora lontani dal garantire uguali diritti a tutti.
È una strada lunga, c'è difficoltà nel capire determinate cose e purtroppo ci troviamo davanti a queste differenze. Non c'è niente da fare, cioè nel senso bisogna continuare a combattere piano piano, però i nostri cambiamenti sono veramente tanto lenti e invece la società va tanto avanti, cioè questi ragazzi, queste persone vanno avanti, riescono a vivere in maniera dignitosa e quant'altro, ma c'è gente che non la vede. Purtroppo la politica va più piano di quello che sono i cambiamenti sociali. Ma la politica però si è presa un'arma incredibile che è la burocrazia, Sindaco. È questa anche che impedisce molto di fare passi avanti. Però non l'abbiamo messa noi la burocrazia è stata messa in Parlamento con delle leggi assurde, con delle cose che veramente sono superate, come dice lei, che andrebbero modificate. Però il Ponte Morandi, io lo cito molto spesso, fa da testimone, perché quando hanno voluto hanno superato la burocrazia e sono andati avanti, e questo ponte è sorto in pochissimo tempo. Perché non si riesce a portare avanti e superare la burocrazia su quelle cose che servono veramente al territorio, specialmente alle fragilità? Non è possibile che queste persone, abbiamo sentito anche nella prima parte cosa hanno detto due esperti, due professionisti, noi abbiamo le idee chiare su quello che servirebbe, ecco, per migliorare la situazione, ma non ci ascoltano, grandi convegni da cifre impossibili e poi un pugno di mosche in mano. Prego, Sindaco. Diciamo che c'è una duplice verità. Da un lato noi a livello locale, i politici a livello locale sono quelli che si scontrano di più con la burocrazia, che potremmo fare tante cose ma spesso ci troviamo imbrigliati, nostro malgrado, probabilmente per paure ataviche di problematiche relative a corruzione e quant'altro. Cioè, diciamo che da Roma non si fidano di noi, ma in realtà diciamo che forse la burocrazia dovrebbe stare più nelle cose a livello centrale che non le cose a livello locale, perché forse abbiamo dato dimostrazione a livello locale di saperle gestire le cose, quindi bisognerebbe forse dare un po' più di potere alle realtà locali, perché effettivamente a volte ci troviamo nell'impossibilità di agire, o magari io mi trovo sempre che poi alla fine si arriva sotto elezioni e le persone dicono: ah, hai fatto le opere l'anno prima delle elezioni, ma non è che io le ho fatte l'anno prima delle elezioni, perché io magari l'ho programmate il primo anno, ma sono riuscita a farle dopo 3 anni, quello è il problema. Avete sentito? Voi vedete una cosa ma la realtà è un'altra, per fortuna che la spiegano anche queste realtà. Però avvocato, lei come sindaco però ha aiutato anche un'azienda metalmeccanica. Andiamo a vedere questo servizio perché è molto importante. Parliamo di una coppia che aveva un'azienda. Andiamo a sentire. Che ha un'azienda. Decisione storica del Tribunale di Treviso, concesso a una coppia di anziani coniugi di Casale sul Sile l'azzeramento di un debito da oltre €500.000 dovuto all'obbligo di pagare canoni di leasing rimasto insoddisfatto dopo che i due sono usciti dalla società. La coppia era socia infatti di un'attività di carpenteria metallica illimitatamente responsabile, ora passata in gestione al figlio. Le difficoltà economiche aggravate dalle condizioni precarie di salute della moglie hanno portato i coniugi a rivolgersi all'organismo di composizione della crisi di Rialziamoci Italia Treviso, che grazie al supporto del comune di Casale sul Sile ha assistito gli anziani nella procedura. L'azzeramento è stato possibile ricorrendo al codice della crisi, legge denominata anche norma antisuicidi, che permette di annullare debiti a soggetti incapienti ritenuti meritevoli secondo i criteri stabiliti. È la prima decisione di questo tipo approvata dal Tribunale di Treviso. A livello nazionale invece ne sono state concesse circa una quarantina. Per la coppia di anziani è stato fondamentale l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi e il sostegno del comune di Casale, che ha permesso ai coniugi di sostenere le spese di avvio della pratica. Intervenuta sulla questione anche la sindaca Stefania Golisciani. La sentenza del Tribunale di Treviso rappresenta un segnale di speranza per tutte le famiglie in difficoltà che desiderano una seconda opportunità, grazie ad una norma che consente di trasformare situazioni disperate in storie di rinascita e ripartenza. Allora, Sindaco, intanto avete capito l'importanza che questo Sindaco ha capito, ha ascoltato e ha accompagnato in un percorso anche difficile questa coppia che aveva veramente bisogno di un aiuto e di un supporto. Prego, Sindaco. No, è caduto ancora. Sul più bello è caduto. Allora andiamo da Mario, vediamo le foto
Vediamo se riusciamo a... Eccolo qua. Allora Mario, cosa vuoi dire? Hai sentito anche la sindaca Golisciani che ti ha dato il supporto, che ha detto dobbiamo ascoltare questi giovani. Guardiamo anche le foto, speriamo che non salti tutto, che ha mandato il nostro Mario Bertolaso, queste foto che fanno capire l'impegno di questo atleta per vivere la quotidianità anche nello sport. Prego Mario, qui cosa stiamo vedendo? Allora, qui vedete, questa foto è stata scattata in Svezia lo scorso anno, l'europeo più gelido che abbia mai affrontato, c'erano 15 gradi, pochissimo sole, ma impianti da paura, devo proprio dirlo, cioè impianti bellissimi, proprio anche solo per quando vai, che ne so, dove abbiamo l'area fitness sul nostro argine, qui avevano proprio un'area attrezzatissima, era super interessante vedere queste realtà. Anche per questo che a me piace tanto viaggiare, io sono un grandissimo estimatore dei paesi scandinavi. Ho anche un paese che mi ha sorpreso tantissimo a livello sportivo, è stato la Polonia, è stato un paese veramente che non mi sarei mai aspettato di vederlo così attrezzato. Ma cosa manca secondo te qui da noi? Perché noi, a detta di qualcuno, siamo specialmente qua nel territorio molto all'avanguardia, molto avvantaggiati, è proprio così o è un'altra storia, Mario Bertolaso? Guardate che bella questa foto tutti in compagnia, vai Mario. Allora, dico sicuramente qui nel nord Italia, bene o male, io faccio atletica leggera. Devo dire che abbiamo la fortuna, ad esempio qua a Padova, di avere una struttura molto importante, ad esempio d'inverno il Pala Indoor, dove ci si può allenare al coperto quando fa freddo, che ne esistono solo 2 in tutta Italia con anello da più di 200 metri, insomma, Padova e Ancona, però nel resto d'Italia manca. E poi c'è questo sport come l'atletica, vedo che fanno un po' fatica ad apprendere in Italia. Poi volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire prima. In Italia, volevo dare questo dato perché mi sono anche informato, tra l'altro. In Italia, pensate negli anni 80, c'erano, uscendo dall'argomento sportivo, c'erano 1 su 10.000 casi di autismo. Ora siamo arrivati alla media di 1 su 70, che è una media altissima. Ma perché questo? Perché sicuramente non solo è derivato secondo me dalle nascite, ma deriva che anche secondo me ho conosciuto tante persone che sono state diagnosticate in tarda età. Guarda Mario, ho avuto proprio sabato un presidente di un'associazione che anche lui è il figlio autistico, Paganissi, anche ti metterò in contatto se non la conosci. Assolutamente sì. Ecco, oltre il labirinto, che anche lui sta cercando di far sentire la sua voce, perché dice così non è possibile andare avanti, ecco, dobbiamo essere ascoltati, dobbiamo avere delle strutture idonee con professionisti, ecco, dobbiamo fare dei passi avanti. Lui ha anche detto lo spreco della politica che è ignobile, è una cosa veramente da rabbrividire e non va bene, dicono che va bene, che non ci sono problemi, la realtà è un'altra, così si è espresso Mario, giustamente, che è anche un caro amico sabato che ho avuto in trasmissione. Sei d'accordo? Purtroppo sì, e devo dire su questo sì, sull'educazione, poi non parliamo della scuola, che lasciamo stare, imbarazzante anche per la storia degli insegnanti di sostegno, cioè che momenti un ragazzo con autismo in Italia non ha momenti di diritto neanche allo studio, cioè perché io ho avuto ti dico, mi ritengo tutto sommato abbastanza fortunato, io personalmente, ma non in tutta Italia è così purtroppo. Cioè, io ho avuto fortuna a trovare bravi insegnanti, io ho avuto solo un incidente di percorso, però so che tanti, perché questo insegnante non era formato, ma so che mancano tanti insegnanti di sostegno e soprattutto manca tanta formazione sull'autismo. Lo ripeto, la formazione è importantissima, l'autismo secondo me non è una cosa casuale, l'autismo va studiato e appreso per bene, non è una cosa che va affrontata così con superficialità. Con grandi professionisti, hai fatto bene a dirlo. Ci vogliono grandi esperti, o perlomeno gente che capisca questo argomento. Secondo me non è un argomento da tutti e mi sono reso conto io negli anni. Hai ragione, perché infatti Paganissi diceva che ne sarà di mio figlio del dopo di noi.
Ecco, io spero di riuscire a sopravvivere a mio figlio, perché veramente ho il terrore che non so come andrà a finire il dopo di noi, dopo di queste creature meravigliose che sono i nostri figli. Allora torniamo dalla sindaca Golisciani, parlavamo di questa azienda, una storia molto bella, finita bene. Prego sindaco. Sì, innanzitutto mi scuso, stamattina il collegamento fa i capricci. Sì, è una storia finita bene e siamo riusciti a fare in modo che queste persone, che erano comunque in età abbastanza elevata, potessero finalmente dormire sonni tranquilli, perché effettivamente erano molto provati da questa situazione, in cui erano incappati senza essere nemmeno loro colpa. Quindi abbiamo dato una mano, abbiamo dato una mano in modo che loro potessero rivolgersi a un'associazione che è Rialziamoci Italia, che si occupava di tutto il loro caso, e abbiamo ottenuto questa che è una sentenza storica, perché prevede una esdebitazione totale, per cui non c'è, il giudice si è reso conto che i soggetti non erano colpevoli, purtroppo si erano trovati in questa situazione per motivi che prescindevano dalla loro volontà, non c'era dolo né niente, e quindi ha previsto un'esdebitazione totale in loro favore. Sindaco, ma una riflessione che viene spontanea, penso anche a casa, ma non dovrebbero essere le associazioni di categoria a difendere, a portare avanti queste aziende che sono molto in difficoltà a livello burocratico, non ce la fanno, non sanno, non conoscono, commercialista sì, ma non basta più, ormai dobbiamo avere, come fanno i politici, una schiera di persone quando ci muoviamo, non è possibile questa storia incredibile. Se lei non ci fosse stata che li ha accompagnati in un percorso molto complicato, cosa sarebbe successo? Quello che succede a tutti gli altri, nel senso, non tutte le situazioni sono uguali, è ovvio che l'esdebitazione totale viene riconosciuta molto raramente, in altri casi il giudice prevede comunque dei pagamenti successivi. Il discorso è che molto spesso non si è formati per questa tipologia di procedura, quindi per questo l'abbiamo indirizzati verso invece un'associazione che si occupa proprio di questo. Si è bloccato un'altra volta il collegamento. Allora andiamo a vedere invece questa festa bellissima che è stata fatta a Vicenza delle persone diversamente agili con le loro famiglie. Andiamo a vedere a Vicenza. Speriamo che parte il servizio. Eccolo qua. Prospettive, sfide, sogni, e a Vicenza i sogni diventano realtà. Nasce Swim Lab, la squadra di nuoto paralimpico, nata da pochi mesi. Parteciperà al prossimo campionato italiano assoluto che si terrà a Lignano dal 13 al 16 marzo. Un progetto che permette di riempire uno spazio vuoto. In città infatti mancava una realtà come questa. Si parte, quindi è un progetto che mancava a Vicenza da 6-7 anni, è una squadra fatta momentaneamente di 6 persone che vanno dai 9 ai 57 anni, ma è un progetto importante che cresce e crescerà, perché sono tante le persone con disabilità fisica, intellettiva, che cercano spazi, e sono sicuro che questa nuova associazione darà molto aiuto a queste persone e quindi ha tutto l'appoggio da parte dell'amministrazione. Soddisfatti, felici vorrei dire, perché da 6 anni che attendiamo questo momento, perché da 6 anni nella provincia di Vicenza non c'era una società o piscina che si dedicasse allo sport del nuoto paralimpico. La squadra di Swim Lab oggi è composta da 6 atleti dai 9 ai 57 anni. Insieme sono pronti a tagliare grandi traguardi, a cominciare da Enrico Giacomin, campione italiano in acque libere del 2024. Mi sono permesso quindi di portare anche delle soddisfazioni. L'anno scorso, come diceva, il fatto di aver vinto il campionato italiano acque libere. Le acque libere è una disciplina all'interno del nuoto paralimpico che sta prendendo sempre più piede, e ci auguriamo che possa far parte anche delle Paralimpiadi di Los Angeles prossime. Mi auguro che molte altre persone con disabilità si avvicinino al nuoto e possano avere le stesse soddisfazioni che ho avuto io. È senz'altro possibile. La nostra volontà è stata quella di portare a Vicenza questa federazione che mancava e di
anche oltre all'attività cercare di trovare magari chissà mai qualche campione del futuro. Oggi abbiamo qui Paride, che è un bambino che ha cominciato a fare l'attività con me da circa settembre, è un bambino molto dotato e abbiamo cominciato anche a gareggiare, quindi speriamo che il suo futuro sia in crescita. Quindi chissà mai che sia proprio Paride il campione del futuro? Beh, non lo so. Però una medaglia l'hai già vinta. Sì, questa medaglia che io ho vinto è stata per la mia prima gara e credo che sia fatta di ottone e oro. Avete sentito? Avete sentito davanti alle telecamere come si esprimono queste meraviglie? Mario Bertolaso, ecco, cosa vuoi dire? Dopo ti farò vedere anche il Comitato Paralimpico Veneto, andiamo a Padova. Ecco, cosa vuoi dire a questo bambino, questo sorriso che crede nel proprio futuro anche con lo sport? Prego. Beh, cos'è? Cioè, mi sono un po' emozionato nel vederlo perché mi sono rivisto anch'io quando ho cominciato, insomma, cioè. Comunque, cosa volevo dire? Dopo io non mi sono presentato bene perché stavo pensando. E comunque io sono campione europeo e mondiale, sono stato pluricampione europeo e mondiale. E semplicemente io noto una cosa, comunque voglio dire anche le cose positive che ho visto in questi ultimi anni. Comunque la consapevolezza sull'autismo è aumentata molto, e anche i bambini e le persone le ho viste molto più aperte. Quando gli racconto che praticamente siamo esclusi da queste Paralimpiadi, cioè non siamo io dico la verità, non siamo esclusi, però finché ne va uno alla volta. Voglia fare la squadra. Però cioè comunque grande noi Mario, fai bene a dirle, dovete dirle queste cose, c'è sempre qualcuno che ascolta. Avere la possibilità come l'hanno tutti, cioè non stiamo chiedendo milioni di euro, stiamo chiedendo solo di avere un nostro stipendio e basta. Mirella, ti chiedo un secondo uno spazio, vorrei un secondo, scusa se ti rubo un attimo di tempo. Vai tranquillo. È dal 2018 che non vengo premiato dal comune di Padova. Io voglio lanciare un appello all'assessore Diego Bonavina, che mi conosce e rispetto molto. Caro Diego, cioè, aspetto di essere premiato da un po' di tempo. Io quando vuoi ci sono. Tutto qua. Guarda, mi fa un male sta frase che ha detto Mario Bertolaso, perché delle volte anch'io mi domando, ma chi premiano? Ma dove vanno a parare con i premi? Io me lo domando molte volte, sono premi importanti. Per carità, io rispetto di tutto, ma vedete che c'è un mondo veramente che fa tanto sacrificio per arrivare e non viene neppure preso in considerazione. Per loro un premio importante è il risultato di tutto il loro lavoro, di tutto il loro sacrificio. Avete sentito? Io desidererei essere premiato e inviterò anche l'assessore, perché mi hanno fatto molto male le tue parole, Mario. Io so quanto è importante per voi sono questi premi, questi riconoscimenti, che magari qualcuno li prende e li butta là, non sa neanche cosa è il premio in sé, e questo non va assolutamente bene. Allora vediamo che è arrivata, ecco qua il sindaco Golisciani. Ecco, cosa dice? Anche le parole, non so se ha sentito di questo campione che dice ma perché non mi danno un riconoscimento, ce l'ho messa tutta, un premio. Prego, sindaco. Io, Mirella, non entro nelle cose di altri comuni, però cioè, di solito anche noi determinate eccellenze le premiamo tutte, però ora non so nel caso specifico. Mi unisco all'invito, insomma, a chiamare. Sì, ma non è questione di criticare il comune, è questione di capire il valore del non so quali premio. sono le dinamiche magari, però insomma si fa sempre in tempo a rimediare, no? Ah sì, anche perché i politici passano, sindaco, e i campioni rimangono, gli sportivi rimangono, non è un problema, Mario. Sai come sa? Il mio motto è che cediamoci sulla sponda come fanno i cinesi, lasciamo che il nemico passi. Prima o poi passerà sto nemico, no? Non dureranno mica anni questi nemici. Un'altra cosa importante, sindaco, che volevo chiederle, ecco, come sta vivendo lei, ecco, questa unione anche tra sindaci, questo ANCI, però io continuo a dire, e mi ha dato ragione anche il sindaco di San Polo, Fantuzzi, che forse
siamo troppo tiepidi, una parola che Mirella ha usato anche con voi, a livello nazionale l'hanno anche copiata, la parola tiepidi, bisogna essere più uniti, più forti, voi avete gli eserciti, sindaco, se vi unite non ce n'è per nessuno, però fate fatica, diceva Fantuzzi, a fare squadra anche tra di voi, è vero o non è vero? Mirella, sai che la politica entra ovunque, nel senso che determinate battaglie secondo me bisognerebbe essere uniti a prescindere dalla posizione politica, però questa cosa fa fatica a entrare in determinati ambienti politici. Sai che io sono civica, quindi alla fine insomma a me chi fa gli interessi dei comuni va bene qualunque parte, però invece vedo che a volte ci si ferma davanti alle appartenenze politiche, quello è il problema. È un problema anche grave, anche perché poi rappresentate i territori, siete voi che sapete le esigenze del territorio, di cosa ha bisogno il territorio, però io dico anche alle segreterie che devono cambiare anche registro, ecco, non si può continuare a avere nelle commissioni persone che prima magari, con tutto il rispetto che ho, facevano i fruttivendoli, i meccanici, poi te li ritrovi nella sanità perché non sanno dove metterli e le mettono nelle commissioni. Noi abbiamo bisogno di persone preparate, di persone efficienti, e li abbiamo, tutti i partiti li hanno. Possibile che non si riesce veramente a premiare la meritocrazia? Sindaco, cosa dice? No, dico che tutti i partiti hanno persone molto competenti e che dovrebbero essere valorizzate e questo è un ragionamento da fare all'interno delle segreterie, perché le persone competenti che vengono valorizzate, raggiungono determinati posti, poi portano anche un valore aggiunto al partito stesso perché fanno bene. Quindi è meglio mettere persone competenti che non persone che poi non danno i risultati attesi e va a scapito anche dell'immagine dei vari movimenti e partiti. Allora sentiamo Mario Bertolaso, cos'è per te la meritocrazia nello sport? Vedi meritocrazia, cosa vedi in questo mondo meraviglioso dove veramente ci sono le regole, il sacrificio, i valori, tutte cose che facciamo fatica a sentire, le troviamo nello sport, questi ragazzi che riescono veramente a creare un obiettivo che è quello non solo di vincere ma anche di partecipare, di essere assieme. Prego. Se esiste la meritocrazia nello sport, bella, bella domanda questa, non lo so, faccio un po', dal mio punto di vista no, mi sento di dire no, cioè vado con un no secco, cioè perché se non vado, cioè se ancora oggi sono escluso dalle Paralimpiadi, non credo che esista meritocrazia, cioè sono escluso dai gruppi sportivi militari, quello che sto dicendo, perché cioè, comunque per me sarebbe veramente il coronamento di un sogno, la ciliegina sulla torta, mettetela come volete. Però cercheremo di spingere, Mario, cercheremo di spingere, no? Adesso abbiamo anche una nuova federazione sportiva, c'è anche il dottor Dino Ponchio che è entrato a livello nazionale nel CONI, cercheremo di spingere, so che c'è anche una persona molto vicina a te che sta cercando, non faccio il nome, se no dicono che poi la supporto, che sta cercando nella rosa dei candidati da sostituire Malagò, che non farà il terzo mandato perché non lo può più fare, perciò ci sarà un po' di aria nuova un po' dappertutto, dalle regioni al CONI, un po' di aria fresca, vedremo cosa porterà. Allora andiamo a vedere questo Comitato Paralimpico Veneto, andiamo a Padova. Elezione all'unanimità dei voti espressi per Davide Giorgi. Sarà lui a guidare nei prossimi 4 anni il Comitato Paralimpico Veneto, che nel suo orizzonte più prossimo i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 15 marzo. Veneziano, presidente della Polisportiva Terraglio di Mestre e delegato CIP di Treviso, a passargli il testimone a Ruggero Vilnai, per 12 anni alla guida del Comitato Veneto. Ai bambini e alle bambine il suo primo pensiero. Sono i bambini quelli che ci interessano, soprattutto i bambini e le bambine, perché ancora oggi, ahimè, lo sport paralimpico viene fatto soprattutto da maschietti. Abbiamo bisogno che il mondo femminile si avvicini e per questo abbiamo bisogno di fare promozione e coinvolgere sempre di più la scuola e le famiglie. Siamo la regione che sviluppa più campioni in Italia. Pensate che alle ultime Paralimpiadi abbiamo portato a casa il 30% delle medaglie, quindi possono i genitori far sì che questa
questo record continui ad esserci. Un movimento in continua crescita, quello dello sport paralimpico, che nei 12 anni di presidenza di Ruggero Vinnai ha visto crescere entusiasmo e affetto. Sono quasi 10.000 le persone con disabilità che praticano uno sport in Veneto in modo continuativo nella fascia tra gli 0 e i 64 anni. Di questi 2.550 sono atleti paralimpici. In questi 12 anni abbiamo fatto davvero tante cose, tanti risultati. Abbiamo triplicato i tesserati, gli atleti, abbiamo triplicato le società sportive che si occupano di sport paralimpico, abbiamo fatto tante attività, abbiamo messo il cuore, la passione, soprattutto la passione. Nella giunta del CIP, che guiderà il comitato fino al 2028, anche Aurora Zaia, Daniele Pusinic, Maurizio Menin, Vladi Verdiero, Nicolò Toscano e Mirko Castellani. Allora, sentiamo da un addetto ai lavori, ecco, questo cambiamento, come lo vedi, lo conosci Davide Giorgi? Allora, Davide Giorgi no, non lo sono onesto, non lo conosco benissimo Ruggero Vinnai e se possibile l'eterna giovinezza, perché cioè, non si vede da tanti anni ma c'ha un'energia da paura e lo saluto perché è una persona veramente meravigliosa. Ruggero ha fatto veramente tantissimo per il mondo paralimpico. Io posso solo che parlare bene di Ruggero. Adesso conoscerò, spero quanto più breve possibile, conoscerò questo Davide Giorgi, sono veramente molto curioso. Ecco, se non trovi il numero, chiama la Mirella che te lo do io, chiamalo di persona. Chiamalo di persona sì. E cerca di farti ascoltare bene, perché delle volte sentire un discorso e ascoltare un altro, e voi avete bisogno di essere ascoltati e supportati perché state portando avanti una battaglia giusta, una battaglia che veramente vi dà quello che meritate, la meritocrazia che con tanto sudore avete cercato di guadagnare. Allora, Sindaco Golisciani, ormai siamo in chiusura, come vuole salutarci, cosa vuole dire, cos'è che la preoccupa di più e invece la semina che ha fatto, che ha visto dei risultati veramente buoni, qual è stata nel 2024? Prego. Riguardano entrambi lo stesso aspetto, i giovani. Da un lato sono preoccupata perché dobbiamo porre maggiore attenzione al problema giovanile, perché loro parlano un linguaggio, un modo di muoversi e pensare che è completamente diverso dal nostro, e vedo che noi non siamo preparati per comunicare con loro e capire le loro problematiche. Dall'altro però quelli con cui entriamo in contatto ci danno grandissime soddisfazioni in tutti i progetti che facciamo, quindi da questo punto di vista sono contenta, insomma, che un minimo si è creato. Sono riuscita a creare un dialogo con i ragazzi del territorio e credo che questo si veda. Grazie a Stefania Golisciani, sindaco di Casale, sul Sile di essere stata con noi, una sindaca giovane, anche lei che cerca veramente di dare le risposte a questo territorio. Chi avrebbe mai immaginato che nel ricco ex nord-est ci fossero così tanti banchi alimentari, tante parrocchie che aiutano i sindaci che non sanno più da che parte veramente prendere questo cittadino che non riesce più a capire dove andare a parare perché non ce la fa più, proprio economicamente non ce la fanno più. Grazie Sindaco. Mario, come ci saluti? Mario Bertolaso. Come vi posso salutare? Io faccio un augurio a tutti, mi scuso prima se sono stato un po' negativo sulla cosa della meritocrazia, però mi piace quello che ha detto la sindaca, che bisogna valorizzare i giovani, cioè che bisogna dare ancora più valore ai giovani. Su questo mi trovo pienamente d'accordo, non dobbiamo perderli perché secondo me... Sento tante volte parlare male dei giovani al telegiornale, ma non è vero. Io ho trovato veramente tante persone disposte, con voglia di fare. Quindi dopo che cosa posso dire come saluto? La faccio breve, ma spero veramente di coronare un po' il mio sogno. e spero che anche tanti altri ragazzi, soprattutto autistici, riescano ad avere un vero lavoro e soprattutto ben retribuito. Ti metterò in contatto anche con Paganissi, questo presidente di questa fondazione Oltre il Labirinto, che può darti una mano, è un tosto numero 1. Perciò grazie a questo atleta olimpico, come lo chiamo io, grazie Mario di esserci, continua così, saluta anche la tua mamma, un grande abbraccio anche alla mamma. Grazie Mirella, e grazie a voi di Rete Veneta che date spazio a tutte le persone, a persone anziane e non, a tutte le persone. Grazie Mario, grazie, pubblicità.
presento degli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Toio De Sarvognani e la figlia Clara, che sta mangiando le patatine, che non farà veramente piacere al dottor Bruno Ruffatto, eccolo con noi, medico pediatrico. Buongiorno dottor Ruffatto. Clara ha deciso di mangiare le patatine, non c'è niente da fare, le ama, le adora, quello che vedo e come le sta mangiando. Ciao Clara, vuoi dire ciao Clara? Ciao. Ciao a tutti. Allora, Toio, cosa vuoi dire? Ecco, tua figlia l'hai portata questa mattina perché si fa fatica a sentire la parola inclusione. Cosa vuoi dire, Toio? Allora, il primo, qualche messaggio, qualche dato e qualche riflessione. Il primo messaggio che mi sento di dire come genitore di un, è brutto dirlo in loro presenza, disabile. No, diversamente agile. Diversamente abile. Agile. Ecco. È che l'appello alle famiglie è che non dobbiamo vergognarci dei nostri figli, cioè dobbiamo fargli tentare, è faticoso, è stressante, ma una vita più, tra virgolette, normale possibile, che vuol dire una vita sociale, una vita di relazioni e di partecipazione, cioè non dobbiamo vergognarci di portarli al cinema. Ci hanno cacciato ancora da qualche pizzeria perché non dobbiamo disturbare i clienti, ma sì, può succedere, no? Per lo più la pazienza dei cosiddetti normali, tra virgolette, molte volte si rivela bassa, ma non dobbiamo stancarci, dobbiamo farli uscire, portarli con noi in maniera che la gente si abitui che in Italia ci sono 3 milioni di diversamente abili. Se aggiungiamo anche gli invalidi, ma è un altro discorso, diventano 13 milioni addirittura, ma 3 milioni di diversamente abili vuol dire il 5% della popolazione. Ma dove sono? Sono invisibili, non li facciamo vedere. Invece no, la gente deve capire che ci sono dei cittadini, quindi delle persone teoricamente con i diritti di tutti gli altri, anche qualcosa di più visto la loro situazione, che hanno appunto il diritto di vivere nella società, non di essere esclusi e reclusi, perché sono le famiglie stesse che si vergognano. Ma è sbagliato questo, ecco. Allora, Clara, ti piace andare a mangiare la pizza? Sì. Ti piace andare al cinema? Sì. Ti piace andare a teatro? Sì. Ti piace fare sport? Sì. Wow! Allora a Clara piace tutto, perciò Clara deve uscire non solo con la sua famiglia, ma anche con quelle associazioni che possono supportare queste famiglie, questi genitori, ecco, anche a loro ad avere una certa libertà, perché se Clara è accompagnata bene nei posti giusti, anche il genitore si fida, e noi abbiamo queste associazioni che hanno pulmini, hanno tutto, però facciamo fatica a fare squadra, Toio, non si fa squadra anche tra associazioni, si fa fatica a capire chi fa cosa, facciamo tutto e poi ritroviamo le situazioni, come hai ben spiegato tu, questi genitori che dicono: ma perché questo? Ma in fin dei conti è mia figlia, io la devo far vedere, la devo portare, deve vivere quella quotidianità che ha detto anche Mario Bertolaso, questo ragazzo autistico che però non c'è. Dov'è la parola inclusione? Una parola, ma nei fatti? Prego, Toio. Nei fatti è come la magica e ossessiva parola che sentiamo dire continuamente di sostenibilità, e la maggior parte delle situazioni a cui è appiccicata la parola magica non è in realtà sono situazioni sostenibili, e qui entra due discorsi. Uno l'hai accennato tu, questa dei volontari. In Italia ci sono 6-7 milioni di volontari, meno male che ci sono, ma la politica ne approfitta, cioè della serie pensa di poter anche diminuire i finanziamenti che sarebbero doverosi alla non abilità, ai diversamente abili, anche facendo proprio molto riferimento, si appoggiano tanto al volontariato, ma è sbagliato questo. Dovrebbero esserci i finanziamenti necessari e supportati dal volontariato,
Invece questo non succede, il volontariato non arriva dappertutto e il pubblico per scelta politica non arriva dappertutto, mentre i volontari si impegnano e lo fanno per scelta, per il mondo della politica dovrebbe essere un lavoro, un dovere. Si fa sempre più riferimento alle cooperative sociali, ma anche lì andiamo ad appalti, quindi ogni volta magari la politica riesce a far risparmiare alla sanità perché l'appalto è più basso. Ma cosa vuol dire? Operatori pagati meno, vuol dire operatori che magari la cooperativa sociale fa fatica a formare e quindi c'è un peggioramento continuo. Io lo chiamo il teorema, è riferito anche a tante altre situazioni, della rana bollita, no? Ti diminuiscono un quarto d'ora il servizio, hanno cambiato con un appalto che ha fatto risparmiare all'ente pubblico qualcosa sulla mensa e così via, e così via, e così via, ma il servizio invece di migliorare peggiora continuamente. Sentiamo cosa dice anche il dottor Bruno Ruffato, perché queste persone si appoggiano anche ai medici di famiglia per cercare i pediatri, per cercare di capire fin da piccoli qual è il bene per queste creature, il dopo di noi che fa fatica ad essere ancora compreso dai genitori, che hanno dovuto rimboccarsi le maniche e creare delle associazioni per aiutare questi ragazzi. Come vede lei da pediatra questa situazione? Perché quando ti metto in mano questa creatura, che lei non ha nessuna colpa, è nata così, la devi supportare, la devi aiutare, le devi dare quello che gli aspetta di diritto, non deve essere fortunata ad avere chissà cosa, quello che aspetta di diritto a vivere una quotidianità. Prego, dottor Ruffato. Ma io credo nel ruolo importante del pediatra di famiglia, del medico di famiglia, nell'essere proprio vicini continuamente a questi bambini nel momento in cui magari si fa la diagnosi e si deve comunicare che questi bambini hanno questo problema che impegnerà nel tempo sempre di più le famiglie. E il ruolo delle associazioni è fondamentale, perché il volontariato è praticamente la spina dorsale del sistema assistenziale. Purtroppo spesso ha a che fare troppo con il volontariato, mentre dovrebbe essere l'istituzione che si occupa anche di fornire dei fondi e un appoggio. Per quanto riguarda noi, quando ci troviamo di fronte una famiglia di un nostro paziente, di una nostra paziente, è importante che siamo informati su tutti quelli che sono i servizi che devono essere attivati perché la famiglia si trova all'inizio sola e spiazzata con il loro figlio o la loro figlia e con una diagnosi, e questa è una cosa drammatica, per cui noi dobbiamo essere profondamente all'interno di una rete sociale e assistenziale, quindi il territorio, i comuni, perché noi abbiamo un accesso diretto, siamo il primo accesso alla sanità delle nostre famiglie, e quindi è chiaro che abbiamo anche un impegno nell'accompagnarli per quello che possiamo, nel dare tutte le informazioni e il nostro appoggio continuo, sia come medici ma anche dal punto di vista umano. Perché questo fa la differenza. È un impegno che poi non deve essere casuale o lasciato a un medico che ha più buona volontà dell'altro, è un vero impegno professionale, per cui di fronte a queste situazioni il medico deve essere formato, deve avere un protocollo per cui quando si trova ad assistere una famiglia con un problema così complesso deve dare tutte le informazioni e fare da raccordo continuo e seguire nel percorso di vita queste famiglie, un percorso di vita che può cominciare dalla nascita, continua con degli aspetti chiaramente medici, sanitari, ma anche poi con la scuola, fino ad accompagnarli per quanto riguarda la medicina generale anche a l'inserimento nell'attività lavorativa. E quindi qua la voglio, dottor Ruffato, lo chiedo anche a Toio De Sarvognani. Allora,
io mi ritrovo con i sindacati che portano i numeri che queste persone, che potrebbero essere, molte di loro, non tutte ma molte, inserite nel mondo del lavoro, alla fine le aziende non recepiscono, e questi curricula che vengono portati, tanto belle parole come diceva Toio, tante pacche sulla spalla, ma alla fine l'assunzione non viene fatta. Non viene fatta perché la parola diversamente agile che io uso, perché le altre proprio non le sopporto, dà fastidio, hanno paura chissà di cosa. E invece questi ragazzi, queste ragazze sanno lavorare benissimo, anzi si impegnano veramente tanto, però il risultato finale è che questi posti di lavoro per loro non ci sono e vengono occupati da persone che magari potrebbero fare tranquillamente altro. E queste persone non lo fanno. Ad esempio sto pensando anche a questi centri, senza fare nomi, dove si siedono attorno a un tavolo e assemblano, ma metterli direttamente nelle aziende no, anche no. Dottor Ruffato, non pensa che forse anche il problema dell'obesità, il problema dello sport che si inizia a fare dalla quinta elementare invece dovrebbe essere fatto già dall'asilo, e non devono essere le maestre a inventarsi, ecco, questo importante strumento che è lo sport? Non ci siamo proprio, cioè l'obesità veramente ha dei numeri preoccupanti, l'abbiamo sentito anche il direttore generale, dottor Benazzi dell'ULSS 2, ecco, sta preoccupando molto anche voi medici, eppure poi iniziamo a non capire perché questi genitori non vengono aiutati, perché questi ragazzi non vengono presi e vengono portati a fare attività sportiva magari 2 o 3 volte alla settimana, anche a passeggiare. Abbiamo queste associazioni ma siamo divisi, tutti facciamo tutto e poi ci ritroviamo come Toio De Savognani e altre realtà che dicono ma l'inclusione dov'è? Prego, dottor Ruffato. Ma è chiaro che l'associazione è fondamentale perché accoglie quelle nuove famiglie che hanno dei bisogni cosiddetti speciali e quindi sono un sostegno incredibile perché da soli non si fa nulla. Però è importante anche che vengano attivate e promosse delle leggi che non rendono casuali certi interventi, ma invece li mettano a norma, perché altrimenti se ci si basa solo sulla volontà individuale, è chiaro che la scuola è un'agenzia fondamentale, la scuola deve essere inclusiva, e attraverso la scuola sappiamo che ci sono dei percorsi speciali che accolgono questi bambini fino a che a secondo delle loro capacità raggiungono anche un titolo di studio che poi per forza deve essere collegato con il mondo del lavoro, perché sono percorsi che questi bambini e queste famiglie percorrono per anni, insomma, ecco, per cui dall'inserimento alla scuola materna fino al raggiungimento di un diploma o magari di una laurea a seconda della, diciamo, diversa abilità di questi bambini e questi ragazzi. E si fa fatica perché naturalmente la scuola sappiamo che ha un ruolo educativo che è fondamentale, ma ci sono anche dei percorsi in Veneto che si stanno attivando in questo momento e che fanno ben sperare, diciamo, ecco, però il motore fondamentale di tutto rimane la pressione che le famiglie fanno continuamente tramite le associazioni su tutte le istituzioni, partendo dalla scuola, dal comune, dalle aziende sanitarie, dalla regione, perché altrimenti non si può riuscire a portare avanti nulla. Allora Clara, qual è lo sport che ti piace di più? Pallavolo. Ma va? Ma l'hai praticata? Sì. Ti piace? Un pochettino. Sì. Ma il papà ti porta a fare sport? Pallacanestro. Pallacanestro, hai capito. Ascolta, è un'altra cosa che volevo per sentirti dire. E la scuola, quando andavi a scuola, ti piaceva andare a scuola? Sì. Frequenta un centro per disabili adulti.
Ah, hai capito. Allora, Clara, ti piace frequentare questo centro? Ti piace stare in compagnia di altri ragazzi come te? Ascolta. Sì, mi ascolta lei. Ti piace stare in compagnia? È bello stare in compagnia? Sì. Divertirsi? Sì. Tutti assieme? Sì. Allora, capite che questo papà sta cercando di far capire che ora la parola inclusione, più che parola, deve essere messa in atto. Bisogna agire per aiutare queste realtà, perché da voi da soli non ce la fate. Avete sentito, ancora fanno fatica a entrare in determinati posti. Perché? Perché disturbano. Cos'è il disturbo? Ecco, è il disturbo che forse qualcuno non vuole ancora vedere, non vuole rapportarsi, perché fai fatica a guardare negli occhi queste creature meravigliose che abbiamo, perché ti devi impegnare ad ascoltare, a vedere, e questo è un sacrificio per qualcuno, o sbaglio? Ecco, culturalmente non ci siamo proprio per molte persone, prego. Nella nostra cultura, diciamo, attuale è privilegiata la bellezza estetica, la giovinezza, l'efficienza fisica, la ricchezza, il comparire. Quindi in questo mondo un po' fasullo, perché poi la vita reale è diversa, un disabile disturba, perché ricorda che appunto una percentuale rilevante di cittadini, chiamiamoli così, non sono in quelle condizioni, sono in una condizione diversa. E quindi in un certo senso fa comodo non vederli, no? Diciamo, insomma, ho lavorato tutto il giorno, vado al cinema a divertirmi, vado al ristorante e devo anche subirmi un diversamente abile, ma no, ecco, quindi anche no? Disturbi la quiete strana, che per dire eufemisticamente. Ma io vorrei dire una cosa. Il dottor Ruffato ha espresso un concetto fondamentale. Il volontariato va benissimo, ma non deve essere delegato al volontariato, devono esserci dei finanziamenti strutturali, come si dice, cioè per la non abilità o l'abilità diversa devono esserci dei fondi che permettono di assistere veramente. Siamo arrivati ormai al paradosso che in alcune situazioni del Veneto è difficile raccogliere informazioni, diciamo, gli utenti non hanno informazioni, ma sono le cooperative sociali che sono costrette, cioè quindi non è più l'ente pubblico che fa un bando e assegna un compito, che già ci sono problemi così, ma almeno c'è. Ma addirittura le cooperative sociali sono costrette a cercarsi i soldi, quindi se loro trovano i soldi di finanziamento, ma riescono a proporre un servizio che magari dura il tempo del finanziamento. E poi in questo complesso, sì, è giusto come ha detto Mirella, che sarebbe da indirizzare più persone possibili al mondo del lavoro, magari protetto, magari sostenuto, ma al mondo del lavoro. Ma i problemi ci sono per i disabili più gravi, per esempio, no? Che magari non è detto che sia una gravità come ce li immaginiamo, ma in realtà sono persone di difficile gestione. Ad esempio gli autistici che abbiamo avuto prima, anche oltre. Sono di difficile gestione, ma anche lì l'autismo è una delle non abilità sostenute, ma quando arrivano a compiere i 18 anni, quindi diventare adulti, da un'assistenza magari più puntuale, più attenta, che ad altre non abilità manca, ma da quel momento non c'è più assistenza. Ecco che un'altra cosa da dire è che proprio i casi più difficili, più complicati, sono quelli che meriterebbero, perché per le famiglie sono veramente problematici, più sostegno. Invece non è così. Quindi i casi più gravi ricadono molto pesantemente, più degli altri, sulle famiglie. Si arriva al punto in cui
e alcuni disabili non abili avrebbero bisogno di un sostegno, come si dice, 1 a 1, cioè che ci fosse un'attenzione dedicata totalmente, ma questo manca totalmente. Perché? Perché non ci sono soldi, perché non ci sono finanziamenti, perché la regione magari dà un finanziamento che dura 1 anno, 2 anni, ma sì, ma le famiglie possono fare richiesta, ma solo a fine i soldi che ci sono a disposizione. Se finiscono i finanziamenti le domande non vengono, è tutto precario, aleatorio. E quindi tutto ricade sulle famiglie. Senti Clara, cos'è questo che stai maneggiando? Tabbetta. E ti piace la tecnologia? Sì. Chi è che te l'ha insegnato ad operare? No. Tuo papà? Sì. Tuo papà ti ha insegnato ad operare la tecnologia. E a te piace andare a vedere i cartoni? Ho visto prima che andavi a vedere questi cartoni. Cos'è che ti piace vedere nel tablet? Non so. Quello che ti piace di più? Non so. I cartoni ti piacciono? Miracos. Hai capito? Sì, Hai capito cosa piace alla nostra Clara. Dottor Ruffatto, anche la tecnologia può aiutare un bambino a crescere adoperandola bene, perché noi colpevolizziamo molto questi cellulari, questi iPad, questi tablet, ma in parte, se accompagnati nella maniera giusta e corretta, possono essere anche un aiuto. Cosa dice, dottor Ruffatto? La tecnologia è straordinaria per aiutare questi ragazzi anche nel percorso di apprendimento. Ci sono dei programmi incredibili che permettono di facilitare la lettura. Ricordiamo anche che le immagini sono associate a testi, ci sono dei testi che vengono letti anche per chi ha difficoltà. Ci sono addirittura dei traduttori istantanei per le lingue, e quell'interattività che viene ricercata spesso appunto da questi ragazzi è favorita tantissimo anche dalla tecnologia. Adesso c'è il sistema, diciamo, touch, per cui non occorre nemmeno schiacciare dei tasti, perché mettendo il dito su un'icona, sfioramento, si possono attivare delle funzioni. Ma pensiamo anche a quello che è nella vita di tutti i giorni la tecnologia, che può aiutare tantissimo chi ha, diciamo, livelli di disabilità anche fisica incredibile, insomma. Quindi muovendo un solo dito in certi casi si possono attivare 1000 funzioni che permettono di sopperire a delle situazioni che veramente sono incredibili. E quindi ben venga la tecnologia, che non è appunto star dietro solo ai social, ma vuol dire utilizzare tutto quello che può essere un supporto per migliorare la vita. Ecco, infatti anche viene stimolata anche la curiosità. Ad esempio Clara ha visto questo volantino della passeggiata e ha chiesto al suo papà: fammi vedere cosa è scritto su quel volantino, che io invito Clara ufficialmente con il suo papà a partecipare dal 10 al 13 luglio nelle meraviglie del Parco del Sile che abbiamo, con tutte le associazioni di volontariato che abbiamo raggruppato. Perciò Clara, ricordati che tuo papà deve portarti a questa bellissima iniziativa. Allora andiamo a vedere anche questi dati che abbiamo avuto la fortuna di avere, appunto lavoro, disabilità, dati, e poi commentiamo. Sono oltre 6.500 le persone con disabilità occupate al lavoro in provincia di Vicenza, rappresentano il 19% del totale in Veneto e risultano impiegate presso 3.900 aziende vicentine. È l'ultimo dato ufficiale presentato all'incontro Abili al Lavoro, promosso dalla Regione Veneto per sensibilizzare persone e aziende sul tema dell'inclusione lavorativa dei cittadini con disabilità. È il terzo incontro organizzato da Union Camere in materia di collocamento, rivolto prevalentemente
ad imprese e datori di lavoro pubblici e privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2023 indicano impiegati, soprattutto adulti di età compresa tra i 30 e i 54 anni, assunti a tempo indeterminato. Il 40% ha un contratto part-time e solo l'8% è rappresentato da giovani under 30. La maggior parte dei maschi lavora nel settore metalmeccanico, in particolare nella produzione di metallo e apparecchi meccanici. Le lavoratrici invece sono più diffuse nel terziario e nel comparto tessile e abbigliamento. Nell'ultimo anno i centri per l'impiego del territorio hanno rilasciato 1169 nulla osta all'assunzione di persone con disabilità, mentre altre 1036 assunzioni sono già programmate in virtù di apposite convenzioni di programma. Allora, Toio De Sarvognani, come commenti questo servizio e cosa vuoi aggiungere? Ma appunto che soprattutto ribadisco, come ha detto il dottor Ruffatto, bisogna che l'ente pubblico intervenga a tutto tondo, quindi vuol dire grande attenzione per promuovere l'assunzione di quelli che possono entrare nel mondo del lavoro, ma anche grande attenzione per chi non riesce a entrare nel mondo del lavoro, e meno male che ci sono i centri diurni per i non abili adulti, perché sono di un aiuto straordinario per le famiglie, ma anche per loro, perché comunque riescono a fare vita di comunità. Esatto. Quindi non bisogna creare le condizioni perché ci sia un continuo risparmio, e magari di cui vantandosene che sono stati risparmiati i soldi pubblici, quando magari su altri argomenti, non tocchiamo l'argomento, i soldi pubblici sono una valanga che si apre, no? Non vanno dimenticate queste persone che hanno bisogno di sostegno, soprattutto i più gravi, quindi ognuno dovrebbe ricevere un servizio in base alla sua necessità, pensando che dietro a una persona non abile con la sua gravità differenziata c'è una famiglia che a volte è una famiglia in crisi veramente, che si chiude, quindi non vediamo il non abile e non vediamo la famiglia, certo. Tanto si chiudono al loro interno. Chi frequenta questo mondo di chi si occupa di non abilità, di diversa abilità, il mondo del volontariato ha una funzione straordinaria, importante, sono persone dedicate e il mondo politico non deve approfittare di questa disponibilità, ma altrettanto le persone magari delle cooperative sociali che si dedicano a queste persone fragili, il più delle volte rivelano una dedizione, una sensibilità che non ti aspetteresti, cioè quello che magari in tante altre branche del settore pubblico potremmo criticare come non affezione, non dedizione al lavoro. Chi si occupa di queste persone appunto fragili invece li vediamo veramente dedicati. Senti Toio, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Allora, tirando un po' le somme, Clara adesso ha 25 anni. Ecco, in questo percorso che hai fatto assieme a tua figlia, sono stati però dei passi in avanti. Ecco, non abbiamo fatto una strada enorme, ma dei passi avanti si sono stati fatti, ma questo è avvenuto grazie al mondo dei genitori che si sono rimboccati le maniche, molti di loro. Però noi dobbiamo parlare a quelli che ancora, come hai detto tu, nascondono i figli, non vogliono farli vedere, è ancora una vergogna, dobbiamo parlarne, è quelli che noi dobbiamo ricercare, perché poi che ne pagano le conseguenze sono i ragazzi che non sanno difendersi da soli. Ecco, cosa vorresti dire tu a questi genitori che ancora nascondono come fosse una vergogna? Prego. Ma l'invito è quello di parlarne e di far parlare, cioè di far capire che ci sono questi problemi. Quindi al di là dell'impegno personale, molte associazioni affiancano i centri gestiti dall'ULSS con il lavoro delle cooperative sociali, ma una parte del servizio può essere, diciamo, migliorato, efficiente grazie all'azione dei genitori, ma non è sufficiente, è il pubblico che deve intervenire
con finanziamenti adatti e continui, non a spot, magari pochi mesi prima delle elezioni, poi per qualche anno non se ne parla più o il servizio peggiora ma non ce ne rendiamo conto, eccetera. È il pubblico che deve intervenire. Sentiamo il dottor Ruffatto come commenta quello che abbiamo detto. Dottor Ruffatto, voi potete essere anche da ponte a questi genitori che all'improvviso devono capire che sarà un percorso difficile, ma accompagnato nella maniera giusta, con le persone giuste, sarà più facile, ma non chiudersi, aprire. Anche voi avete un ruolo importante come pediatri. Prego, dottor Ruffatto. Sì, chiaramente, come dicevo prima, ci troviamo di fronte a situazioni di alta complessità e naturalmente questo ci deve impegnare molto e l'atteggiamento del pediatra è quello di essere sempre a fianco della famiglia, perché questo io credo che possa migliorare di molto anche la qualità di vita di questi ragazzi. E il pediatra chiaramente a fianco della famiglia deve battersi per tutte le cose che ha detto questo papà. Diciamo che il territorio dove nascono queste cose e devono essere seguite questi percorsi deve essere compatto, perché questo non venga lasciato al caso, perché ci siano appunto degli interventi strutturali e tutto deve essere fatto perché queste situazioni non rimangano nascoste, ma vengano proprio alla luce tramite tutte quelle possibilità che sono date anche attraverso manifestazioni di ampio respiro, come possono essere, mi viene in mente, manifestazioni di piazza, concerti, manifestazioni ad hoc. Tutto questo deve portare alla luce delle situazioni che solo di fronte alla conoscenza di tutti possono essere prese in carico e quindi creare ovviamente un aiuto per queste famiglie che diciamo che sopportano il peso principale della situazione, insomma, perché una famiglia così vede cambiare la propria vita rispetto a quelle che erano le proprie aspettative quando c'è appunto un figlio in queste condizioni, e questo è un reset totale assolutamente che richiede anche un impegno costante, continuo, che non ha fine. Allora andiamo a vedere anche questo rapporto, andiamo a Treviso, disabilità, scuola, andiamo a sentire. Quello che registriamo è soprattutto un aumento delle disabilità gravi, per esempio legate all'autismo, ma anche problemi legati ai comportamenti, quindi anche a problemi diciamo di comportamento positivo provocatorio, che naturalmente chiede anche un approccio molto più completo, ecco perché poi ha sicuramente una ricaduta sulla gestione della classe. Cresce il numero di richieste di sostegno per gli alunni del Veneto. A certificarlo il rapporto sulle disabilità che assegna la Regione sulla base di una rilevazione dell'anno in corso, un costante aumento negli anni di studenti con disabilità. Dall'infanzia alle scuole secondarie, a sorpresa a crescere rispetto alla media sono i disturbi del comportamento esternalizzante, che rappresentano il 27,2% del totale, ragazzi che riversano il loro disagio verso l'esterno attraverso ansia ed aggressività, tali da rendere difficile l'apprendimento e la relazione con docenti e compagni. Da qui la richiesta di sostegno, richiesta che è esplosa nella Marca trevigiana, record per numeri, con un 65,5% tra gli alunni con disabilità rispetto alla media regionale che si ferma al 53%. L'anno in corso siamo arrivati a circa 4.000 richieste di più che altro di certificazioni, e quindi anche conseguentemente è aumentato anche il numero di docenti di sostegno. Seguono Venezia 59,8% e Padova 59,1%. Anche in queste province la necessità di sostegno è
definita elevata. Numeri che mettono ancora più in evidenza la carenza di organico legata alla precarietà degli insegnanti. Oltre a docenti di sostegno abbiamo tutta una tematica legata anche all'assistenza degli educatori, che naturalmente anche coprono altri bisogni comportamentali, così come anche gli operatori sociosanitari. In realtà è tutto un sistema che è a supporto delle scuole per una corretta integrazione di inclusione, che però appunto per problemi di carattere diciamo di numeri sia di docenti che di operatori purtroppo facciamo anche fatica a garantire una perfetta inclusione. Il rapporto ha certificato un numero di richieste nelle scuole professionali più alto rispetto ai licei, una differenza particolarmente marcata nel Rodigino, un aumento spalmato sulle scuole di ogni ordine e grado, in calo solo nell'infanzia. Si spera, si confida che anche il numero di docenti di sostegno sia rapportato al numero di certificazioni. Nelle scuole del Veneto sono circa 20.000 gli alunni con certificazione. Vicenza, Verona e Rovigo superano il 6% di studenti con disabilità nelle scuole di primo grado, evidenziando una maggiore incidenza rispetto alla media regionale. Allora, Toio De Sarvognani, tua figlia Clara è andata a scuola. Qual è stato il momento più difficile che hai cercato di superare? Come vedi la scuola a distanza di tempo? Ma non sono in grado di dare una risposta, nel senso la mia nostra di genitori è stata che alle elementari, la primaria è andata bene, alle medie un po' meno bene. Clara ha frequentato l'alberghiero a Vittorio Veneto, ma nel corso degli anni si è aperta la forbice, diciamo la differenza tra l'approfondimento didattico, diciamo, e la maggior difficoltà crescente andando avanti nel corso del quinquennio, per cui la risposta è stata forte da parte sua. E come si risolveva? Per fortuna c'erano gli insegnanti di sostegno, ma che praticamente facevano vivere una situazione al di fuori della classe. Lei non era più in grado di capire le informazioni che venivano date, la didattica era sempre più difficile e quindi la sua insofferenza aumentava. Ecco, quindi probabilmente non abbiamo ancora valutato bene come trattare i non abili, i diversamente abili. Non sono, la mia esperienza è che non sono proprio convinto che farli solo rimanere materialmente all'interno della classe serva, non è una vera inclusione. Infatti la situazione è migliorata quando lei da maggiorenne ha frequentato e sta frequentando ancora il CEOD, il Centro per la Disabilità di Adulti, dove c'è bene o male più omogeneità, l'attenzione è dedicata e quindi il suo benessere è aumentato molto. Dottor Rufato, un minuto per salutarci, veloce, con quale parole ci saluta? Vi saluto con la parola inclusione, che è la parola fondamentale che deve guidare tutti e deve essere da stimolo per essere di aiuto a queste famiglie. Grazie dottor Rufato. Clara, vuoi dire ciao alla grande famiglia di Rete Veneta? Ciao. Ciao. Avete a tutti. visto che elegante che è? Ciao a tutte la maglietta con i brillantini, perché a Clara piacciono i brillantini. Grazie, grazie, grazie. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi in questo angolo di dolcezza. Oggi vi presentiamo una sfogliatina di frutta da servire con una cremina inglese. Per l'esecuzione di questo piatto noi useremo delle mele, delle pere, dei savoiardi, pinoli, dell'uvetta, un goccetto di amaretto di Saronno e un pochino di zucchero. Iniziamo la preparazione di questo piatto andando a pelare la mela e la pera, poi andremo a storsolare e a tagliare a dadini piccoli piccoli piccoli. Dopo che avremo
pelato le mele e le pere e le avremo trasformate in piccoli dadini, aggiungeremo all'impasto i nostri savoiardi sbriciolati, i pinoli e l'uvetta e otterremo un composto che lasceremo in frigorifero per almeno una mezz'oretta, in modo che con l'aiuto dello zucchero e del liquore che andiamo ad aggiungere, il tutto si maceri leggermente e diventi un composto abbastanza morbido. La frutta si macererà leggermente e sarà un impasto che potremo lavorare. Se la frutta butta fuori troppo liquido, andremo ad aggiungere un altro paio di biscotti fino a ottenere un composto di questa entità. Nel frattempo prendiamo la nostra pasta sfoglia, con l'aiuto di un mattarello la stendiamo ad un'altezza di circa mezzo centimetro e da questa pasta sfoglia ricaveremo dei rettangoli di 10 cm x 15 circa, che poi andremo a farcire con il composto che si sta riposando in frigorifero. Ritagliamo i nostri rettangoli della misura che più preferiamo, dopodiché con l'aiuto di un uovo e di un pennello andiamo a sporcare leggermente i bordi, in modo che poi quando andremo ad incollare la sfoglia, a piegare la sfoglia, questa si incollerà. Prendiamo un pochino del nostro ripieno e lo versiamo al centro del rettangolo di pasta sfoglia ed andiamo a chiudere il tutto in questa maniera: 2 angolini qui, 2 angolini lì, premiamo leggermente i bordi e abbiamo ottenuto una sfogliatina che andremo a lucidare con l'uovo sbattuto e metteremo a cuocere a 220-230 gradi fino alla doratura della pasta sfoglia, che all'incirca sarà nell'arco di 10 minuti. Abbiamo sfornato le nostre sfogliatine, come potete vedere si sono gonfiate, si sono dorate, ed ora con l'aiuto di un goccio di salsa inglese e di un paio di pinoli che abbiamo tenuto a parte, andiamo a decorare il nostro piattino. Ecco, 2 chicchi di uvetta se vi fa piacere. Se avete piacere potete mettere anche una pallina di gelato al centro oppure delle fettine di fragole in stagione, dopodiché non vi resta altro che gustarvi il piatto.